E a casa si chiederanno, oltre ad aver sentito queste note bellissime, struggenti, l'Ave Maria, veramente suonata con la fisarmonica, una cosa incredibile, perché questa mattina
abbiamo due ospiti, ma uno in particolare che saluto e ringrazio di essere con noi, che è l'onorevole Luca De Carlo, coordinatore regionale anche di Fratelli d'Italia. Buongiorno onorevole, grazie di essere qui con noi in trasmissione con questo popolo che ha tante cose da dire e forse anche voi qualche volta da ascoltare, e le dico veramente grazie. E saluto anche Iva Pontarollo, operatore turistico della Valle del Brenta. Buongiorno. Allora senatore, buongiorno intanto e ancora grazie. Onorevole, quello che volevo chiederle è, ho aperto con l'Ave Maria perché è l'unica persona alla quale possiamo rivolgerci, non sappiamo più a chi rivolgersi, però devo anche dirle che ieri ho trovato un anziano, e questo va detto perché io racconto tutto ogni mattina in televisione, che ha detto: guarda Mirella, tutto sommato io che non votavo mai la Meloni, proprio non avrei mai pensato di votarla, la voterò in futuro perché almeno mi sono arrivati 75 euro in più nella pensione. Prima ci davano 5 euro, 10 euro. Non sarà un cambiamento finale, però un po' di attenzione verso questo popolo che ha dato tanto. Dico sempre, onorevole, che se siamo diventati grandi, belli e bravi è opera di questi anziani che hanno lavorato tanto, che sono veramente stati schiacciati dal non ascolto, che vivono con 500 euro di pensione perché queste sono, con l'operaio che è stato messo da parte come fosse l'ultimo imbecille ed è la spina dorsale del paese, l'artigiano. Cosa ci racconta, onorevole, il futuro? Come sarà per queste persone? Beh, intanto buongiorno e grazie dell'invito. Insomma, mi fa molto piacere essere qua per la prima volta, tra l'altro nella sua trasmissione, quindi con un assoluto ringraziamento per questo. Beh, insomma, è evidente che sono momenti difficili, no? Però fa piacere, tra l'altro, che qualcuno riconosca il grande lavoro, anche se è solo un piccolo tassello di una più grande riforma e soprattutto una diversa visione del cittadino e del mondo, che un governo finalmente corrispondente a ciò che hanno deciso gli elettori cerca di mettere in pratica. Non le nascondo che non è la fine del lavoro, anzi noi abbiamo un obiettivo di legislatura che la legislatura, come lei sa, insomma, dura 5 anni, e quindi già nella prima finanziaria che avevamo dovuto fare a ridosso proprio dell'elezione avevamo cercato di intervenire soprattutto sugli aumenti energetici, destinando su 35 miliardi di manovra 21 solo a quello. Poi in questo abbiamo cercato di riformare un po' il fisco, di riavvicinarlo al cittadino, di non partire soprattutto dal presupposto che chiunque abbia un reddito sia un evasore, e questo credo non rappresenti nemmeno lo spirito dei veneti, che invece sono gente operosa, che vorrebbe dalla politica non solo magari neanche un supporto concreto, no? Ma magari almeno la possibilità di essere messi nelle condizioni di lavorare senza avere il bastone fra le ruote. Noi, in momenti di scarsità di risorse, tra l'altro ricordo a tutti, soprattutto ai veneti, che quello che noi ci troviamo ad affrontare è un periodo difficile anche per scelte purtroppo precedenti che hanno legato le mani a qualsiasi governo fosse stato eletto. Penso al super bonus che grava per oltre 140 miliardi, che per ogni anno sostanzialmente avrà un riflesso di circa 20 miliardi, quelle sono risorse che qualcuno ha elargito dicendo vi rifacciamo la casa gratis. In realtà non esiste il gratis, esiste sempre qualcuno che paga al posto tuo, e quel qualcuno che paga sono sempre quelli che lavorano, sono i pensionati, sono gli imprenditori, esattamente il tessuto sociale di questa regione. E quindi è evidente che questo ci troviamo ad affrontare, però non è che ci faccia paura, cioè, adesso non è che dobbiamo pensare sempre a quello che è stato prima. Noi abbiamo una visione, cioè quella di intervenire subito sulle fasce più deboli, ed è quello che abbiamo fatto, anche non soltanto sulle pensioni, ma anche poi sui redditi più bassi. Pensate alla riforma dell'IRPEF, anche all'aver levato un'aliquota e quindi portato tutto a un'aliquota più alta. Abbiamo abbattuto il cuneo fiscale, che vuol dire che la busta paga è più leggera, e si vede, tra l'altro, si è visto anche la 13ª. Sono piccoli passi, perché oggi questo le risorse ci consentono, ma sono una visione finalmente diversa, e sono una visione di logica di bonus dati a pioggia, pensando che non ci sia nessuno che paghi, ma un fisco più snello e una tassazione che corrisponda poi veramente a chi lavora e chi produce in questa nazione, perché, ripeto, non è possibile che sulle spalle delle persone che lavorano ci siano una pletora di, diciamo così,
personaggi da divano che invece sfruttano quelli che lavorano. È un percorso lungo. Ho fatto bene a dirlo, che sono i parassiti, io li chiamo così perché paghiamo chi non lavora e non paghiamo chi lavora, tanto è vero che chi lavora rimane povero, non riesce a superare quella soglia. Io ho un banco solidale, onorevole, all'interno della provincia, l'unico in Italia all'interno di un ente pubblico, e le posso assicurare che mai e poi mai, sono più di 13 anni che ce l'ho, avrei immaginato di vedere famiglie per bene, i nostri anziani a chiedere la borsa, un pacchettino di caffè, una cosa che forse qualche politico dovrebbe venire a vedere. Chi si rivolge ai banchi solidali, è tutto corretto perché noi abbiamo tutta la documentazione che hanno bisogno di essere aiutati, in contatto con i servizi sociali, però mi preoccupa molto perché non ci sono case, non ci sono strutture per i diversamente giovani come li chiamo io, cioè dobbiamo investire molto. Però onorevole, quello che mi preoccupa è che giustamente la Premier Giorgia Meloni, che parla sempre molto chiaro, tanto è vero che prende voti e ha dei numeri, sicuramente dicono supererà più del 30%, ha detto una cosa che ha molto colpito il popolo italiano. Ha detto: non sono corruttibile e se non si è d'accordo si va anche a casa. Qual è il problema? Il problema che abbiamo noi dopo 70 governi, onorevole, è che non vogliamo che si vada a casa, vogliamo migliorare la qualità della vita. Siamo un paese con delle risorse incredibili, abbiamo la creatività nel DNA, però avete il nemico in casa. Voi fate bene, poi c'è qualcuno che dice non va bene. Adesso si parla del terzo mandato, che per qualcuno è il quarto. Io dico sempre, onorevole, siccome io non ho il bavaglio e dico quello che penso e quello che sento dalla gente, che bisogna anche cambiare, bisogna avere anche un po' di aria fresca, bisogna dare spazio anche ai tanti bravi che abbiamo. Non è mica possibile che ci sia un solo bravo e che continuiamo con un solo bravo, cioè bisogna anche dare la possibilità anche ai giovani, ce ne sono di bravissimi. I migliori cervelli che abbiamo nel mondo sono italiani anche, e quasi sempre, e sono giovani. E sono bravissimi. Cosa ci dice? Perché col nemico in casa non è che si vada da tante parti, perché il sgambetto può arrivare da un momento all'altro. Prego, onorevole. Beh, intanto sì, quello che dice il Premier naturalmente rispondeva a un contesto oggettivo nel quale qualcuno pensava di poterla condizionare, e lei la sua storia racconta che non è né corruttibile né assolutamente ricattabile. Quindi ha detto: guardate, io ho preso un impegno con gli italiani, tra l'altro con i veneti, un impegno importante, perché un veneto su 3 alle scorse politiche ha votato Fratelli d'Italia. Pensate che la regione Veneto è la regione con la più alta percentuale di Fratelli d'Italia in Italia, che è qualcosa di straordinario. A me ha fatto poi particolarmente piacere, essendo ovviamente il coordinatore regionale, di essere riuscito in qualche maniera a mettere assieme così tanto consenso. Certamente non è merito del coordinatore regionale, ma del messaggio di Giorgio, che è stato chiaro e comprensibile proprio ai veneti. Dopodiché io, più che parlare di nemici, cosa vuole? A volte parlo di avversari che dovrebbero essere sempre quelli che stanno dall'altra parte della barricata, ma che sono fisiologici, e meno male che ci sono in democrazia, no? Perché altrimenti pensiero unico ci schiaccerebbe, in questi anni avrebbe schiacciato soprattutto noi, visto che non abbiamo mai avuto modo di governare. Chiaro che le contrapposizioni, quelle magari interne alle coalizioni, non dovrebbero mai sfociare in qualcosa di lesivo o qualcosa che poi faccia male all'azione di governo, ed è per questo che la riforma del premierato di fatto lega molto il risultato delle elezioni a chi farà il primo ministro, perché fino a Giorgia Meloni gli italiani, anche i veneti, hanno scelto una coalizione che poi magari non è riuscita a esprimere il primo ministro, oppure è cambiato il governo, oppure è caduto, oppure si è fatto una pastoia. Ma il suo pensiero sul terzo mandato, per qualcuno il quarto, qual è, onorevole? Cosa bolle in pentola? Ma guardi, se noi facessimo, se il centrodestra oggi facesse un ragionamento utilitaristico e speculativo, dovrebbe dire: il terzo mandato non conviene a nessuno, perché a fronte di una regione, il Veneto, che difficilmente passerà al centrosinistra, noi avremmo la possibilità, se non ci fosse, o con le regole attuali, cioè senza il terzo mandato, avremmo la possibilità di vincere in altre regioni più contendibili: Puglia, Campania, la stessa Emilia-Romagna. E quindi se uno facesse un ragionamento egoistico, ma la politica non deve fare questo, deve fare un ragionamento come quello che ha fatto lei, e cioè di dire: dopo tanti anni uno ha gli stimoli
lo dico da sindaco al terzo mandato, io a giugno finisco il terzo mandato. Vi assicuro che trovare gli stimoli dopo 15 anni non è facile, nemmeno dopo 10. Quindi l'azione dovrebbe essere forse rinvigorita da nuova linfa, però è un tema che vede dall'altra parte invece quelli che dicono ma io se invece voglio bene a Luca De Carlo che fa il sindaco e lo voglio in eterno, è giusto che lo possa fare o è ingiusto che non lo possa fare? Cioè deve essere una legge che mi limita il numero dei mandati, dall'altra c'è chi dice invece la legge consente di dare una rotazione a tanti bravi giovani che non emergerebbero, consentirebbero a Calalzo di avere un sindaco diverso, magari con stimoli. Molto chiaro, anche perché ho il centralino bollente onorevole. Abbiamo in linea Rinaldo da Venezia, poi passiamo a Ivan Pontarollo, l'ospite. Vai Rinaldo. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti, buongiorno all'onorevole. Ho sentito quello che ha detto e tante cose le condivido, però è la politica in questo momento non si domanda perché il 50% non va a votare. Perché se slarghiamo tanto la bocca abbiamo vinto, ma col 50% che non va a votare, vi sarà un motivo o no? I leggi sono tutti in balsamai secondo la politica, perché ne tratta come che volevi. Nel senso, adesso mica dai contentini, per amor di Dio, di 60-50 euro al mese, ma chi soldi ti dà in 10 giorni andando a fare la spesa sull'IVA, perché anche i poveretti pagano l'IVA, forse più di uno che regà. È un assurdo, ti mi dai 50 euro, vedi l'IVA sul pan, sul latte, sulle creme dei putei, il 22% dell'IVA. È una vergogna, perché come ti puoi dare 50 euro a un vecchio che lavora una vita? Cosa ti fa? Dice su luce, acqua, gas. Per il mondo di Dio, va bene a quello, perché se vedi chi ha è buona volontà di darti un aiuto, ma non vedo tanto chiaro, anche per i giovani, cosa sarà i giovani? I giovani non hanno avvenire, non hanno futuro, ma non adesso, perché Fratelli d'Italia, anche 20 anni fa già incominciamo a tutto, dalla Lega, Forza Italia, 5 Stelle, LPD, tutti quanti, il Dio di farla l'Italia. Rinaldo, devo chiudere perché dopo mi brontolano, perché non riescono a prendere la linea. Mi spiace per Leone anche sabato, speriamo riesca a prendere questa mattina. Allora, grazie Rinaldo, è molto chiaro, poi l'onorevole ti risponderà. Iva Pontarollo, lei è un operatore turistico della Valle del Brenta, una delle valli più belle, anche se è una valle minore, non ha le luci della ribalta, ma è bellissima, ve lo posso assicurare, una cosa incredibile. Grazie. Siamo proprio un bel paese dappertutto. Cosa vorrebbe chiedere all'onorevole Iva Pontarollo, lei che si occupa, è un operatore turistico di giovani, di sport, di tutto, di ambiente? Tanto saluto onorevole a tutti i telespettatori, grazie per essere qua oggi. Ognuno tira l'acqua al suo mulino, non voglio parlare in generale della politica perché non è il mio compito. Io sono un operatore turistico, sono un ex atleta del centro sportivo della Forestale, ora Carabinieri. Abbiamo una storia sul fiume Brenta a Vastagna, in particolare per l'agonismo. Abbiamo vinto con i nostri atleti 2 medaglie d'oro e una di bronzo e quest'anno abbiamo vinto il mondiale junior e anche un terzo posto ai mondiali assoluti. Abbiamo un piccolo tratto di fiume di 6 km che vogliamo tutelare perché abbiamo creato un'economia locale e un distretto turistico locale molto apprezzato, unico in Veneto, dove il fiume ha acqua tutto l'anno. E volevo chiedere all'onorevole, il Consiglio regionale qualche anno fa, e ho con me la documentazione, ha votato quasi unanimità con un solo contrario che questo tratto di fiume venga tutelato e ha invitato alla Giunta che emettano regolamenti, leggi o decreti che tutelino questo tratto di fiume, non solo per le attività fluviali ma anche per la pesca. Allora da Venezia andiamo a Verona, c'è Luciano. Ciao Luciano. Carissima Mirella, buongiorno, vedi sono ancora al mondo, ma sempre. Comunque buona giornata a te e ai cari ospiti. Allora io voglio essere breve di grande Italia, di Luca Taia. Io dico una cosa, questo signore
ha preso l'80% delle votazioni. Io giro, ho quasi 81 anni fra qualche giorno, e il popolo che io conosco vorrebbero parlare. È stato breve. Allora, sentiamo come commenta l'onorevole De Carlo sia quello che ho detto io, ma anche a Iva Pontarollo, a Luciano da Verona. Prego, onorevole. Beh, intanto a Pontarollo dico che i corsi d'acqua rappresentano da sempre una risorsa. Il problema è sempre stato riuscire a mettere assieme tutte le esigenze, ma anche ciò che i corsi d'acqua possono rappresentare, in modo che non vadano in contrasto con i vari utilizzi. Lo dico da sindaco di un comune, quello che si affaccia sul lago Centrocadore, che ogni anno si batte per un livello minimo del lago che consenta di fare turismo fino almeno alla fine di agosto, e questo stride ogni tanto con qualche scelta sia sotto il profilo energetico che sotto il profilo di, in qualche maniera, aiuto e sostegno all'agricoltura, che io amo, adoro e supporto, ma che di fatto ogni tanto mette in difficoltà i bacini montani. Quindi anche sui laghi e sui fiumi, piuttosto che un approccio ideologico, bisogna far comprendere come la sostenibilità non possa essere letta solo in chiave ambientale, ma debba essere letta anche in chiave di sostenibilità economica. E quindi, se sono nate tante iniziative meritorie come quella sul Brenta, che io vedo straordinariamente passando, è evidente che non può non essere tenuta in considerazione. Io sono assolutamente favorevole, proprio per il fatto che conosco dinamiche che a volte penalizzano qualcuno piuttosto che qualcun altro. Lo dico sulle centraline piuttosto che sullo sport, e quindi la materia è abbastanza vasta, e quindi bisogna sapere anche lì coniugare quello che chiamano energia pulita, che per noi sono centraline, centrali Enel, con le altre attività che si possono fare sul territorio, perché non possa essere solo un comparto penalizzato, ma ci debba essere il giusto equilibrio. Quanto il primo intervento, mi pare si chiamasse Riccardo? Rinaldo. Sì. Rinaldo, ecco, a Rinaldo dico che è vero che il 50% di persone non vanno a votare, ma è altrettanto vero che forse c'è una quota parte di persone che non si occupa di politica perché o non gli interessa o pensa che se ne debba occupare qualcun altro. E quindi il mio appello è sempre quello: andate a votare, perché la logica sono tutti uguali non funziona, è dimostrato dall'ultimo governo. Il governo Meloni non è uguale, a uno può piacere o meno, al governo 5 Stelle. Il bonus che ho citato prima, il super bonus, lo fa il governo 5 Stelle, non lo farebbe il governo Meloni. Quindi non è vero che è tutto uguale. Dopodiché io capisco che quando si è un po' in crisi, quando si è un po' in difficoltà, si tende ad addossare, a volte giustamente, a volte magari un po' meno, la colpa a chi si è occupato di gestire la cosa pubblica. Però il mio invito è: se qualcuno invece, pur tra mille difficoltà, perché 50 euro è vero non saranno la soluzione di tutti i mali, ma oggi chi non ce la fa c'è la carta sociale, insomma ci sono delle cose che abbiamo messo in campo nonostante il momento di grandissima difficoltà, e questo credo vada riconosciuto. Ci siamo concentrati sui ceti più deboli prima, anche a scapito di quello che era il nostro elettorato, perché magari qualcuno dice: ma come, proprio voi che siete attenti alle partite IVA? Certo, noi siamo attentissimi alle partite IVA, siamo attentissimi agli imprenditori, ma sappiamo benissimo che nei momenti di difficoltà soffrono di più quelli che hanno i redditi più bassi, e là siamo intervenuti. Poi con il fisco interverremo anche sul resto. Su Zaia è un tema, quello del terzo mandato, che è già il leader, il nostro Presidente del Consiglio, nella conferenza stampa di inizio anno ha detto che è un tema di cui si occuperà il Parlamento, per cui quando avrà il Parlamento faremo una riflessione, cercheremo di capire se è sinceramente una scelta migliore quella di non porre un limite di mandati o avere un limite superiore, o quello di dare il turnover a chi, dare la possibilità a tutti di intervenire. Ricordo però sommessamente che fu la stessa Regione Veneto qualche anno fa a fare una legge che limitava il numero dei mandati degli assessori, e quindi oggi sarebbe un po' incoerente che fossero gli stessi esponenti di quella maggioranza a fare una legge contraria invece, che magari autorizza il governatore a fare qualche mandato in più. Però ripeto, questo fa parte di un ragionamento che, se sarà presentata, non solo presentata ma anche incardinata in commissione, faremo. Dopodiché sinceramente io, quando cammino per strada, come dice giustamente Rinaldo, non ho persone che mi fermano preoccupate del terzo mandato o meno.
sono persone che mi chiedono cose decisamente più concrete e quindi cerco di dare quelle risposte anche da Presidente di Commissione Industria e Agricoltura del Senato, per cui credo che sia meglio concentrarsi sui problemi reali anche dei veneti, come noi amministratori, cioè sindaci, e anche poi nel mio ruolo da senatore sappiamo e anche dobbiamo occuparci. Quindi pensiamo alle cose serie, che chi sarà candidato, con quale modalità, è un tema che intanto riguarderà almeno 1 anno e mezzo, 2, e quindi mi sembra inutile parlarne adesso e soprattutto sottrae energie a quello che noi dovremmo fare, sia io che i consiglieri regionali e anche il governatore, che è quello di risolvere il problema dei veneti. Quindi io qua sposo la tesi di Luca Zaia, che dice: concentriamoci sulle tante cose che abbiamo da fare e non su queste questioni terzo mandato o chi sarà il suo successore. Credo che questo verrà a tempo debito. Sa, onorevole, perché ci interessa, perché in regione il presidente della regione gestisce una montagna di soldi. È più importante il presidente della regione che no il ministro, perché veramente ha una potenza enorme. E noi sui nostri soldi, perché lo Stato siamo noi, il governo è una cosa, ma lo Stato siamo noi, vorremmo più trasparenza, perché non sappiamo mai niente e poco. E siccome siamo una popolazione anche di diversamente giovani, che non tutti sono in grado di andare su internet a controllare, a vedere, avremmo piacere di sapere come vengono impiegati questi soldi. Anche perché, onorevole, quando poi si legge crolli e sentieri scomparsi per il maltempo, sempre più insidie per chi va in montagna. Vaillant, l'impegno di De Carlo, il territorio deve muoversi unito. E poi leggiamo, leggi Mancia, da Roma spiccano i 2,4 milioni per il Golf Club di Asiago. Io lo so, onorevole, che bisogna leggere bene e stare molto attenta all'informazione che arriva. Però se lei si pensi, il povero pensionato che non ce la fa, o l'operaio o il piccolo artigiano, che vorrei farvi sentire un messaggio che mi è arrivato al telefono, ma ve lo farò sentire come lo scarico, che grida: nessuno ci ha aiutato, nessuno ci ha supportato. Naturalmente non è che se la prenda con l'ultimo governo, ma parla in generale. Quando si sente che 2,4 milioni vanno al Golf Club di Asiago, poi avrò anche il sindaco di Asiago, avrò Roberto Rigoni, vorrei capire se è vero, se non è vero. Si fa confusione, onorevole, perché non siamo preparati, noi abbiamo delle cifre che ci passano davanti e rimaniamo allibiti. Cosa ci dice, onorevole? Poi andiamo in pubblicità. Guardi, anche qui vale lo stesso discorso di prima, no? È una sorta di equilibrio. Sappiamo tutti che gli investimenti consentono poi di raccogliere i frutti a tutto l'indotto, non è solo il golf club, ma anche chi, avendo più persone che visitano il golf club, faccio un esempio banale, poi arricchiscono anche i territori. Vale anche per il rafting, vale anche per l'utilizzo di chi viene sul lago Centrocadore. Quindi non è che possiamo pensare di non investire in infrastrutture o in questioni infrastrutturali. Penso ad esempio agli investimenti fatti, in questo caso dal Ministero del Turismo, sulle piste di sci, sugli impianti di sci di tutta la provincia di Belluno, cito quella che conosco di più, sono arrivati 21 milioni, ma anche altri in altre province del Veneto rappresentano comunque una forma di sostegno anche all'artigiano, anche all'indotto, perché se in quelle case dove l'artigiano normalmente va a lavorare non ci viene nessuno, è difficile che qualcuno le chiami per restaurarle o anche solo per aggiustare il rubinetto. E quindi bisogna trovare il giusto equilibrio tra il fatto che si intervenga, quello che abbiamo fatto sulle fasce più deboli, ma anche da un'altra parte si dia impulso ai consumi, che possono venire solo attraverso investimenti, pianificazione ed eccellenze. Guardate che il nostro turismo, e soprattutto in aree splendide come è l'altipiano di Asiago, piuttosto che, faccio sempre l'esempio che conosco meglio, insomma, il Cadore o il Comelico, sono proprio l'eccezionalità dei posti, dei luoghi che non hanno nulla da invidiare ai posti magari Trentino, d'Alto Adige, dove da anni ricevono molte più risorse, ma che di contro hanno bisogno di più investimenti e di più infrastrutture. E quindi anche lì dobbiamo capire che magari il pensionato che oggi vede non arrivare troppe risorse a lui, ma vede arrivare risorse su infrastrutture, quel pensionato deve pensare che magari il suo figlio o il suo nipote di quelle infrastrutture ne godranno, perché l'indotto assume una certa rilevanza. Quindi anche lì vale sempre
la moderazione. Sentiamo che cosa ne pensa Iva Pontarollo, perché il tempo è tiranno, siamo quasi alla fine. Ormai andiamo a Pontarollo, come commenta le parole dell'onorevole De Carlo e di quello che ho letto prima? Ma sono tutti ambiti che vanno valutati di volta in volta. Per quanto ci riguarda, ad esempio, prima sottolineava il fatto dei prelievi d'acqua con le centraline per l'agricoltura. Noi abbiamo già 6 centrali idroelettriche, dottor De Carlo, e le centraline che producono energia in ambito fluviale particolare, come i corsi d'acqua ad alta montagna, e lei nel Bellunese ne ha circa 200 domande che andrebbero a distruggere tutto l'ambito fluviale del Bellunese, come ne abbiamo 200 anche in provincia di Vicenza. Noi dobbiamo stare molto attenti con le leggi nazionali e imporre anche quello che è le nostre regole sul territorio. Lei tenga presente, delle 6 centrali idroelettriche che abbiamo noi, quella che è a monte nostra produce energia per fare bitcoin. Dunque andiamo a togliere la nostra acqua per produrre bitcoin e rendere in secca il fiume, dove i pescatori non possono pescare, non possono godere dell'ambiente fluviale. Scusa, siccome abbiamo un pubblico anche diversamente giovane, spieghiamo cosa sono i bitcoin, perché qualcuno a casa dice ma cosa vuol dire quella Pontarollo? famosa moneta elettronica creata che Cash sicuramente elettronico. che gira, che crea anche molto esattamente molta perplessità sul suo utilizzo, e comunque non è sicuramente una compensazione o comunque un utilizzo dell'energia pulita come la pensiamo noi. Poi tra l'altro sull'energia pulita, dottor De Carlo, e lei non ha colpe su questo, ma è la legge nazionali, queste centrali idroelettriche le paghiamo noi con le nostre bollette al 40%, se valutate sulla bolletta che pagate, c'è il 40% paghiamo noi queste centrali idroelettriche che producono solo perché noi le finanziamo. Io sul mio tetto in Val Brenta, che non c'è tanto sole, produco il doppio, con 6 kW, il doppio del mio consumo. Dunque un'attenta analisi su queste cose, secondo me a livello nazionale e a livello regionale potremo anche ottenere dei risultati migliori. Pubblicità.
Abbiamo in linea Nadia, poi commentiamo il servizio con l'onorevole De Carlo. Prego Nadia. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti, buon inizio settimana. Grazie. Volevo chiedere all'onorevole De Carlo, so che farò una domanda stupida, però rivedere anche l'IMU sulle seconde case a quelle famiglie che hanno monoreddito o pensione e sono state lasciate delle case attigue alla prima abitazione e devo pagare l'IMU. Non trovo giusto, onorevole De Carlo. Cercate di rivedere, perché questa cosa è stata fatta dal signor Monti. Lo chiamiamo signore per rispetto. Di rivedere questi IMU delle seconde case su monoredditi. Non è che abbiamo case signorili, sono case normali e io devo pagare 800 euro all'anno di IMU. Non mi dà reddito la mia casa. Grazie, arrivederci e buona giornata. Grazie a te Nadia, prego onorevole De Carlo. Guardi, con me sfonda una porta aperta anche da sindaco, nel senso che come ben sa l'IMU è una tassa che poi incassano i sindaci, ma che una quota parte poi viene ceduta con il fondo di solidarietà allo Stato centrale, quindi difficilmente poi ha una diretta manifestazione sul territorio. Quindi credo che poi una tassa sul possesso di una casa, frutto di lavoro di tanti anni, o anche in caso frutto del lavoro dei propri, chiamiamoli antenati, o comunque chi ci ha preceduto in tanti anni, non c'è nessuna ragione perché debba essere tassata. Quello che dico io è che se si è nelle condizioni di poterla affittare una casa aiuta oggigiorno purtroppo non tanto a fare un reddito integrativo, ma almeno a pagare i costi di gestione della stessa casa. Però quello che dobbiamo cercare di capire è che se non riusciamo a riformare il fisco e fare in modo che ci sia un impulso all'economia per cui si paghi di più, anche attraverso sì l'evasione fiscale, ma non solo, ma anche attraverso un fisco equo che consenta a tutti di produrre di più e meglio e quindi di pagare di più, difficilmente riusciremo a mettere esenzioni su questioni che esistono già, perché se non reperiamo risorse da qualche parte, fatto 100, da qualche parte dobbiamo, lo Stato, qualunque colore esso sia, la deve intervenire. Per cui la nostra è proprio cercare di capire che attraverso la tassazione questa nazione non può stare in piedi e quindi cercare attraverso operazioni di favorire l'imprenditoria e quindi a generare maggiore reddito per essere poi nelle condizioni di togliere balzelli che sono da una parte le tasse alle imprese e dall'altra anche tutte queste micro tasse, micro imposte che gravano pesantemente sulle famiglie, soprattutto su quelle monoreddito, sono d'accordo. Abbiamo Raffaella da Paese, vai Raffaella. Buongiorno Mirella, buongiorno al tuo ospite. Io ho un quesito per l'onorevole e spero mi possa dare informazione. Dunque, si sta discutendo a livello territoriale della Regione Veneto del progetto di vita legge 328 del 2000. Al di là di quelli che possono essere i cambiamenti, strutturazione, uffici e referenti e dirigenti, c'è un problema grande e che io voglio portare all'attenzione per vedere se si può dare risposta. Le famiglie che vivono la disabilità, che vuol dire una partita IVA o un reddito dipendente o pensionato, si trovano a non essere informate né chiamate su una decisione che sta per avvenire su un progetto pilota che riguarda il progetto di vita, con a capo in questo tavolo il cosiddetto pochissimi, che si presentano come rappresentanti delle nostre voci, non le sono. La disabilità ti arriva in seguito a un incidente o una malattia, non la chiami, non la chiedi, colpisce la partita IVA, colpisce il reddito dipendente e il pensionato,
Noi non siamo ascoltati, non siamo considerati, però si racconta che invece siamo rappresentati. C'è qualche ufficio che mi può dare un riferimento, l'onorevole, perché io in qualche modo o il cittadino che ascolta e sente Sveglia Veneti possa rivolgersi, perché stanno iniziando a prendere delle decisioni, ma noi la notizia l'abbiamo letta sui quotidiani e ci è venuto da piangere. Quali informazioni mi può dare, vista l'importante formazione che l'onorevole ha? Grazie mille e grazie ancora Sveglia Veneti. Allora Raffaella, grazie per la telefonata. Onorevole De Carlo, a me piacerebbe mettere in contatto questa mamma. È una mamma che ha adottato 3 bambini russi, ecco, li ha portati a casa tutti e 3, purtroppo Lisa, la seconda, non parla. Capisce benissimo tutto, però non riesce a parlare. Elisa, dopo anni di queste battaglie, 2 ricorsi al TAR, questa famiglia se la trova ancora a casa, perché vogliono metterla su una classe speciale vuol dire che non ci sono libri. Elisa è una persona che io ho conosciuto straordinaria, l'unico problema che ha è che non parla. Questa mamma non sa, questa famiglia non sa più cosa fare, a chi rivolgersi. Problema grave è che questa bambina, ragazzina che ha 14 anni, ha detto a sua mamma, e l'ho sentito anch'io, che fine sarà, che fine farà la mia vita. Allora, onorevole De Carlo, se lei mi permette, io vorrei darle anche, metterla in contatto con questa famiglia, perché quando stiamo colpendo la famiglia, stanno colpendo questa ragazzina meravigliosa che non riesce ad andare a scuola. Lo trovo vergognoso, indecente. Ecco, questa mamma che viene vista come una rompiscatole, cosa vuole questa mamma? Ma chi si crede di essere come sua figlia? Ce ne sono tanti. No, non è così, onorevole. Volevo spiegare un attimino, perché lo trovo assurdo che Lisa sia ancora a casa da scuola oppure deve essere inserita in un CEOD. Prego, onorevole. Beh, intanto sì, assolutamente sì, lei ha il mio numero, insomma la sua redazione ha il mio numero e quindi può darglielo tranquillamente alla mamma pregandola di mandarmi un messaggino per cattiveria. Oggettivamente occupato come adesso e non posso rispondere alle telefonate, ma assolutamente sì. In un discorso più generale è evidente che non ogni singolo può partecipare ai tavoli e quindi le associazioni di riferimento partecipano perché non sa che magari possono non essere rappresentative proprio di tutti o qualcuno può non riconoscersi in quell'associazione, ma sarebbe difficile far partecipare a un tavolo l'universo mondo e quindi su questo, indipendentemente da chi tiene il tavolo, mi rendo conto anche a livello comunale, non solamente a livello nazionale, dove anch'io quando faccio le audizioni in commissione non riesco ad audire ogni singolo su un determinato tema, ma audisco normalmente associazioni che raggruppano più di qualcuno. Quindi se il problema è preciso e puntuale, è autorizzata assolutamente a dare il mio numero e vedrò cosa posso fare, pur io non essendo in regione, ma sicuramente cercherò di facilitare un incontro e anche, se possibile, ovviamente la risoluzione del problema. Anche perché si è messo anche in contatto con Raffaella, onorevole, anche il presidente degli editori nazionali per aiutare, per venire in soccorso, perché se ci sono problemi di libri noi siamo a disposizione, perciò c'è un mondo che sta cercando di aiutare Raffaella, ma soprattutto Lisa che non ha nessuna colpa, il problema è solo che non parla, ma io mi domando che c'è anche la lingua di segni. Abbiamo visto nella pandemia il nostro presidente che aveva 3 persone che spiegavano con la lingua dei segni. Io penso che Lisa si merita un insegnante. Io l'ho avuta ai centri estivi, ecco, Lisa, e c'era questa insegnante di lingua dei segni e Lisa ha potuto seguire, ecco, questi centri estivi con la scuola del fumetto ed era strafelice. Allora io so che vuole interloquire anche Ivan Pontarollo con l'onorevole. Cosa vuole chiedere Pontarollo? Ma lo vorrei invitarlo intanto a fare un giro sul Brenta per capire di cosa parliamo. Sicuramente noi adesso conosciamo poco in questa trasmissione di cosa facciamo. Noi siamo una società benefit e operiamo con l'Associazione Ecologica di Bassano, portando decine e decine di donne operate al seno come nel Dragon Boat e nel rafting come terapia. E lavoriamo nel mondo della scuola, siamo un ente di formazione del Ministero per gli insegnanti e centinaia di insegnanti all'anno portiamo sul fiume, sull'ambiente fluviale e carsico, ma soprattutto sulla nostra identità, sulla grande guerra
a visitare e a fare educazione e sport, perché i ragazzi hanno bisogno assolutamente di esperienze. E soprattutto queste sarebbero buone. Onorevole, a me piacerebbe che questi ragazzini, io li chiamo così, sono pochi rispetto a quelli che si comportano anche bene, che fanno continuamente questi atti di vandalismo. Abbiamo visto quel pestaggio da parte di questo povero uomo, solo a Uderzo, solo perché gli aveva detto guarda che sei nel posto sbagliato e io in bicicletta non riesco a non prenderti, soprattutto e portarti magari un po' più in là. È stato picchiato selvaggiamente. Io penso, vede onorevoli, io ho un banco solidale e collaboro anche con la procura dei minori, che oltre a portare via gli anziani, a fargli fare qualche giretto, che poi vorrei capire cosa riescono a capire di questo, oppure qualche borsa della spesa, li facessimo fare lo sport che impegna, lo sport che vuol dire sudore, che vuol dire sacrificio, che vuol dire regole. Vorrei vedere dopo una giornata o 4 ore di sport se hanno ancora voglia di andare nelle piazze e di fare quello che fanno. Invece si cerca sempre con sta bonarietà, ma è un ragazzo, ma proviamo. No, non sono questi i segnali. Loro stanno veramente facendo vedere di cosa hanno bisogno di regole. Cosa dice onorevole e poi come risponde al nostro Iva Pontarollo? Ma io dico sempre che la vera libertà c'è all'interno delle regole chiare. Quando io so cosa posso fare sono un uomo libero. Quando non so cosa posso fare, la natura umana ha portato a fare sempre qualcosa in più, uscendo anche da schemi e regole. Credo che la società, o meglio, chi in questi anni ha voluto far passare un messaggio secondo il quale non fosse una colpa oggettiva di chiunque facesse un atto delinquenziale, ma fosse la colpa della società, ha di fatto deresponsabilizzato anche il giovane nei confronti di quello che combina. Perché se io, che sono cresciuto con 2 scuffiotti sulla testa e una tirata di orecchie ogni volta che facevo qualcosa che non andava bene, avevo la punizione rispetto o comunque il fatto che qualcuno mi riprendesse per quello che facevo. Adesso sembra quasi che se tu riprendi anche pubblicamente una persona che sbaglia, quello che sbaglia sei tu, perché non dimostri abbastanza sensibilità nei confronti del ragazzo che può avere 1000 problemi. Allora io intanto credo, e qua penso che anche Ivan la pensi nella stessa maniera, che un ragazzo che fa sport è molto meno indotto a comportarsi in una determinata maniera rispetto a uno che non ne fa. Uno perché impara le regole del sacrificio, uno perché impara anche negli sport individuali comunque a relazionarsi con gli altri competitor e quindi ad avere un certo atteggiamento. Nello sport di squadra poi tutto questo ha un'assoluta regola ancora maggiore. Non penso solo al calcio ma anche al rugby, il fatto stesso del sostegno, cioè di andare a sostenere un compagno in difficoltà, stesso che è spirito del gioco, rappresenta comunque una formazione e quindi lo sport non è solo attività fisica, è anche tanta formazione, come lo erano una volta le parrocchie, come lo erano e certi casi lo sono ancora. Il problema è che se noi autorizziamo tutti a fare tutto, poi non riusciamo più a fermare ogni deriva che oggettivamente abbiamo e che io da sindaco, lo ripeto, l'ho patita. Anch'io ho subito atti vandalici, ho cercato con i ragazzi di far capire loro che sbagliavano, li ho messi a lavorare ai lavori socialmente utili, sempre però in questo caso con i genitori sono disposti a farlo, altrimenti delle volte trovi anche il genitore che ti dice no, mio figlio non può fare questo, no, mio figlio ha ragione lui. Allora se partiamo dall'assunto che tuo figlio ha sempre ragione, non ne andiamo fuori. Io personalmente, dopo non so se sono cresciuto bene o male, ogni volta che arrivavo a casa e raccontavo di aver litigato, li beccavo anche da mio papà e da mia mamma, a prescindere se avessi ragione o torto, e quindi credo che sia cambiato un po' la... Siamo usati questa barca. Sì, però onorevole, è vero quello che lei dice, ma bisogna agire adesso perché questi atti si stanno moltiplicando, perché tanto sanno che la legge, specialmente se è un minore, più di tanto non è che incida. Allora io penso invece che sia il momento invece di dare delle regole molto precise, molto severe a questi ragazzi, perché veramente comincia a preoccupare. Io è anni che lo dico, onorevole, che forse questi andavano presi di petto ancora molto tempo fa,
queste così chiamate baby gang che tutti i sindaci o quasi stanno subendo, anche perché poi questi danni li deve pagare la comunità e questo è intollerabile, veramente intollerabile. Però io penso che prima c'era il centro-sinistra, adesso c'è il centro-destra e qualcuno dice adesso dovete agire, basta blaterare, dovete dare dei segnali molto importanti. Pontarollo cosa dice? Ecco, lei Guardi, come dice che i ragazzi, i giovani... Bisogna investire sull'attività sportiva per due motivi. Uno perché dettiamo le regole, anche perché non c'è più. Una volta c'era il servizio militare per i maschi, adesso non c'è più, che quello era un momento importante per la vita e la crescita di un individuo. Bisogna investire sullo sport per due motivi, anche perché lo sport fa bene e si risparmia in sanità. Dunque, fa bene alla mente, fa bene al corpo e fa bene anche alla salute. E fa bene ai centri storici e ai paesi che non vengono devastati. Ma su questo qua abbiamo purtroppo, come diceva l'onorevole, è difficile controllare un ragazzo. Il primo controllo avviene in famiglia. Se la famiglia non controlla o permette troppo, c'è la scuola o la società. La società non ha assolutamente... non ha possibilità perché non possiamo controllare tutta la popolazione, cioè, non abbiamo forze dell'ordine a uno che è difficile. Dunque il primo controllo viene fatto dalla società, dal paese, dalla scuola e questo purtroppo anche la scuola e la società non ha sempre elementi, non può agire nei confronti dei ragazzi perché appunto sono soggetti che minori e c'è anche una legislazione piuttosto rigida. Una volta, come diceva l'onorevole, prendevamo scappellotto, anche qualche pedata sul sedere e avevamo anche timore dei nostri genitori. Adesso proprio credo che i ragazzi hanno esempi estremamente negativi e questo non è un bene per i nostri ragazzi. Allora, onorevole, come ci saluta e cosa vuole dirci? Prego. Ma come vi saluto dicendo intanto Ivan che vengo, se avete un gommone che regge un peso importante come il mio, sicuramente passo a trovarvi, ma al di là di questo, della battuta, io vi rinnovo il mio impegno, cioè nei limiti di quello che ciascuno di noi può fare, ma che è tanto se fa assieme ad altri, io rinnovo il mio impegno, mio ma anche del governo, per riuscire ad intervenire in tante questioni che per tanti anni purtroppo sono rimaste o latenti o semplicemente non affrontate e che oggi ci portano a essere in questa condizione. Però noi siamo convinti che con il lavoro quotidiano e costruire anche insieme all'opposizione, che non sono nemici ma sono avversari con cui interloquire e a volte hanno energie e risorse che possono spendere a favore e lo fanno a favore non solo magari della critica ma anche nella soluzione dei problemi, credo che l'approccio che stiamo dando sia quell'approccio che ai veneti tra l'altro piace, cioè l'approccio che lavora, parla poco e soprattutto ha un esempio davanti che è quello del Presidente del Consiglio, che certo non si risparmia, ma che neanche mai nasconde la faccia quando deve parlare di un problema che c'è e che noi non neghiamo esserci, ma che vogliamo affrontare. Grazie, ringraziamo l'onorevole Luca De Carlo, coordinatore regionale anche di Fratelli d'Italia, oltre che onorevole. Grazie onorevole di essere stato con noi. Allora, prima di lasciare Ivan Pontarollo andiamo a vedere anche questo bellissimo video, La casa sul fiume. Andiamo a vedere.
E questo per farvi capire a 2 passi da casa che bellezze abbiamo, perché veramente qualcuno non conosce. Io spero che abbiate capito l'importanza di uscire. Fra poco arriverà anche la primavera, speriamo che, se dobbiamo dire la verità, non abbiamo avuto un inverno terribile, sentiamo adesso qualche giorno di freddo, però avete capito cosa c'è a un'ora di strada da Treviso, un'ora e mezza, cosa potete ammirare. Sono bellissimi questi posti. Ne parleremo ancora con Iva Pontarolo che rimane con noi. Adesso andiamo in pubblicità e ringraziamo ancora l'onorevole Luca De Carlo. Vi presento altri 2 graditissimi ospiti. Abbiamo collegato da Padova il professor Fabio Sambataro, docente di psichiatria all'Università di Padova. Buongiorno professore, grazie veramente di essere qui, e saluto anche da Milano Silvia De Giorgi, vittima di violenza. Parleremo in generale naturalmente. Silvia, grazie di essere qui con noi, perché veramente aprire il 2024 già con 5 femminicidi non mi sembra veramente che abbiamo aperto bene la situazione, nonostante codice rosso, panchine, scarpe, di tutto e di più. Allora partirei proprio dal professor Fabio Sambataro. Professore, cosa ci dice secondo lei dal suo osservatorio? Cosa sta succedendo a questi ragazzi, a questi uomini anche diversamente giovani, perché il femminicidio non ha età? Qualcuno dice, io ho avuto anche un signore che si occupa di cambiamento maschile, il dottor Romeo, che dice non sono pazzi e non esiste il rapto. Professore, siccome stiamo in stato confusionale, ci vuole spiegare, lei che è un addetto ai lavori, che sa di cosa parliamo, cosa sta succedendo? Buongiorno, innanzitutto la ringrazio per l'invito. Cosa sta succedendo? Beh, è qualcosa che è difficile anche per noi riuscire un po' a capire. Sicuramente si sono accesi molti fari su questa problematica che forse un tempo non erano presenti. Il raptus, lei ha sollevato due punti importanti. Parlare di raptus? No, non si parla di raptus. Il raptus è qualcosa di incontrollabile causato da una situazione stressante particolare. In questi casi non si parla di niente di questo tipo, anzi è qualcosa di premeditato che va avanti. Non sono pazienti psichiatrici per quanto ci riguarda. Pazienti psichiatrici in realtà non hanno neanche questa maggiore incidenza di problematiche di violenza, particolarmente poi di genere. Quindi sono da interpretare, tra virgolette, nella normalità, cioè parliamo di persone che sono capaci di intendere e di volere e che scelgono, tra virgolette, liberamente di fare liberamente, in modo comprensibile, ecco, loro capiscono quello che stanno facendo, di perpetrare una violenza. Poi sicuramente potrebbero esserci delle caratteristiche di personalità per cui una persona potrebbe avere qualche difficoltà nel gestire le frustrazioni, per esempio le classiche personalità narcisistiche che hanno difficoltà a non essere osannate, non essere ammirate. Quindi una separazione in questi casi può costituire sicuramente un qualcosa che fa scattare una violenza da parte di queste persone, ma questo non significa essere pazienti psichiatrici e non significa che è un raptus, assolutamente. Però professore, quello che io vorrei chiederle, perché qualcuno dice i genitori dovevano accorgersi, io penso che non erano i genitori che si dovevano accorgere, non è facile accorgersi che tuo figlio ha dei comportamenti che magari non sono normali o c'è qualcosa che non va. Però forse manca quell'aggancio tra famiglia e chi dovrebbe accorgersi di questo, ecco, perché dei segnali dovrebbero esserci stati. Lei professore, secondo lei c'era qualche segnale dove si poteva evitare oppure cercare di capire che questo ragazzo aveva bisogno di aiuto? Beh, probabilmente dei segnali potevano esserci, il problema è riuscire a capire fino a che punto si può arrivare. Ho fatto il caso di una persona con caratteristiche narcisistiche, questa persona non diventa così da un giorno all'altro, quindi quello di cui ci si può accorgere è che avrà delle reazioni abnormi che non saranno necessariamente così violente, ma sicuramente reazioni abnormi
che gli altri riescono a vedere, riescono a notare. Quindi che i genitori non abbiano visto, io ho difficoltà a credere questo. Sicuramente non hanno valutato la gravità delle reazioni che potesse arrivare fino ad una violenza tale, ma sicuramente una violenza verbale, difficoltà di controllo dei propri impulsi dovevano essere presenti. La ringrazio per averlo spiegato molto bene, professor Sambataro, perché è giusto anche capire e forse cercare di fare prevenzione anche con quello che lei sta dicendo, stare molto attenti quando si vedono dei segnali che veramente vanno sopra le righe, diciamo così. Silvia, come commenti quello che ha detto il professor Sambataro, tu che sai di cosa stiamo parlando? Prego. Eccoci, vi ringrazio per darmi voce oggi. Quello che ha detto il professor Sambataro è assolutamente sacrosanto. Io conosco da vicino quello di cui state parlando e credo che in realtà l'ultima chiosa che ha fatto il professore dicendo che i segnali c'erano sia estremamente corretta. Per esperienza, da persona che ha subito e che ha visto subire i propri figli, dico che i segnali ci sono sempre e che spesso non li vogliamo vedere, ed è questa la parte più complicata della vicenda, perché ci nascondiamo la realtà per paura di affrontarla. Le persone con caratteristiche borderline e con atteggiamenti violenti non diventano esattamente violenti dalla mattina alla sera, ma iniziano con atteggiamenti prevaricatori, iniziano con la determinazione del fatto che le persone che hanno attorno sono una loro proprietà, iniziano cominciando a farti sentire la persona sbagliata nel posto in cui sei, e questi atteggiamenti che ci si abitua a sopportare non vanno assolutamente sopportati e vanno analizzati nel caso in cui si vengano subiti. E nel caso in cui invece si sia un genitore, come nel mio caso, io sono la mamma di 3 ragazzi, una ragazza giovane, una giovane donna e 2 adolescenti, la cosa più difficile è quella di osservarli in maniera presente e non invadente, e analizzare quello che capita e non mettere la testa sotto la sabbia, perché è più spesso comodo cercare di non vedere quello che succede. La violenza è purtroppo molto più distribuita di quanto si possa pensare. Quest'anno, come avete già detto, siamo partiti malissimo, sono già 5 le donne che sono state ammazzate per mano degli uomini. Una grande responsabilità credo sia nell'asset sociale che nasconde la testa sotto la sabbia e evita di guardare molto bene quello che capita intorno, per motivazioni diverse, spesso perché questa società è anche molto frazionata, no? Quindi le persone vivono ognuna la propria identità e la propria realtà senza intromettersi in quella degli altri. Le famiglie sono molto disgregate e spesso capita che non ci siano gli strumenti per poter prevenire in maniera adeguata quello che capita. Va fatto un totale cambiamento di mindset rispetto a questo tema, che purtroppo è estremamente presente. Il codice rosso è molto bello, ma per esperienza sono 10 anni che aspetto delle soluzioni che non sono ancora arrivate. Professor Sambataro, quello che ha detto Silvia De Giorgi è molto importante, c'è l'omertà. Io ho sentito una vittima di violenza, una donna che ha detto: professore, quando mi picchiava, mi chiudevo, entravo in una bolla e questa bolla secondo me mi proteggeva. Però io sono convinta che non va bene, ecco, non devi entrare nella bolla, devi difenderti, devi in qualche modo avere il sostegno, soprattutto all'esterno, di strutture non che ti accolgono perché tu hai un problema di violenza, ma che tu sei una persona da proteggere. È questo il grande problema che non riusciamo a capire, che bisogna proteggere. Chi se ne frega del codice rosso se poi non si attua quello che viene detto, che ci sono le leggi ma non vengono applicate oppure sono a interpretazione anche di certi giudici. Capisce, professore, che queste donne che vivono queste esperienze che sono devastanti, ma sono devastanti per i figli. Io ho sentito un ragazzo che ha visto la sua mamma uccisa dal padre o dal compagno, non mi ricordo, che ha detto: ti seguono per tutta la vita, non te ne liberi mai, sono dei traumi pazzeschi. Ecco, cosa vorrebbe dire alla politica, professore, lei di queste cose se ne intende, di far capire che bisogna agire, bisogna proteggere, mettere in sicurezza? Prego. Allora,
un attimo una precisazione su quello che ha detto. Quella è perfetta, la descrizione della bolla noi in psichiatria la conosciamo molto bene, perché è la classica risposta dissociativa, cioè è un qualcosa che noi facciamo quando vediamo qualcosa di grande che non riusciamo a digerire, a gestire, a capire, per difenderci da tutto questo. La cosa più semplice è dissociarsi, quindi mettersi in questa bolla, e questa è una delle reazioni primordiali, immature, inutili, vantaggiose sul momento, ma non sul lungo termine, e quello ci permette anche in qualche modo di portarla avanti e non metterci in discussione, come Silvia De Giorgi ci stava dicendo prima. Quindi sicuramente quello è uno dei campanelli d'allarme, di che qualcosa non sta funzionando. È abbastanza semplice, anche queste vittime ce lo dicono. Inoltre, relativamente al discorso che diceva dei ragazzi, lei ha visto, sì, c'è il discorso del trauma, ma ancor peggio potrebbe esserci un'incorporazione di questa violenza come realtà quotidiana da poter vivere e perpetrare a mia volta, perché quando io vedo che la normalità è che mio padre picchia mia madre, ad un certo punto diventa quello il linguaggio che io porterò avanti, quindi doppio rischio sia di trauma da una parte che anche di incorporazione dello stesso. Quindi sì, il codice rosso è utile, assolutamente sì, il problema è che dobbiamo implementarlo. Avere una norma scritta sulla carta non serve a nulla, e quindi il problema è riuscire ad avere un'equipe anche psicologiche, mettere avanti qualcosa, perché i danni che stiamo facendo adesso li pagheremo tra anni e anni. Avremo problemi per i prossimi 10-20 anni se interveniamo adesso così in ritardo. Quindi quello che chiederei è sicuramente di implementarlo, ma implementarlo non solo sulla carta dal punto di vista legale, ma mettendo anche un contorno di natura psicologica, medica, di assistenza sociale, che sia realmente valido. Sentiamo come commenta Silvia De Giorgi. Silvia, come commenti queste parole del professor Sambataro? Ecco, questi traumi, attenzione, perché possono sfociare anche in altra aggressività da parte di questi ragazzi, di questi bambini che subiscono quotidianamente magari queste violenze. Prego. Io non posso che condividere quello che ha detto il professore. Vorrei dare una precisazione, perché la violenza non si perpetra esclusivamente con le botte, ma la violenza psicologica è ancora più insinuante, viscida e difficile da gestire. Quello che succede a questi ragazzi è che si abituano a vivere in questa condizione, che è una condizione non sana, malata, assolutamente da non vivere, e nel tempo tutto diventa normale, tutto diventa accettabile. Il grande rischio, condivido, è proprio quello di credere che sia una cosa che va bene, piuttosto che pensare che quello sia l'atteggiamento corretto, fino a che nel mio caso, ad esempio, è arrivata la frattura al momento in cui ho preso in mano le redini della vicenda, ho detto no, questo non va bene, e ho cominciato la mia battaglia. Quello che ho vissuto poi è quello di cui parlava il professore, la totale assenza dell'applicabilità e dell'applicazione delle norme, perché le norme esistono, sono fatte molto bene, poi però mancano gli strumenti. Io ho visto fare delle CTU su miei figli e su me stessa, ho avuto anche l'esperienza del servizio sociale, che è stata drammatica. Nel mio specifico caso ho dovuto attendere l'intervento di un curatore speciale dei minori per far dire basta a un atteggiamento assolutamente di vittimizzazione secondaria e terziaria del mio e dei miei figli, perché di fatto chi è vittima viene sottoposto nella fase giudiziale di queste vicende ad un frullatore assoluto, che però apre un vaso di Pandora e non mette le persone nella condizione di ricostruire quello che non va. Ci si trova soli a subire una violenza prima e una violenza dopo. Poi arriva spesso anche la violenza economica, che è quella per le quali queste persone, spesso le madri, si trovano anche a dover subire e gestire tutta la fase di sostegno economico alla propria famiglia, e per fare questo devono rinunciare a tante altre cose. Entrare in terapia è molto costoso, entrare in terapia per ricostruire i drammi costruiti finché si è subita violenza attraverso il servizio pubblico è quasi impossibile. Esistono delle eccellenze, a Milano ad esempio esiste UOMPIA che segue dal punto di vista neuropsichiatrico l'età dell'evoluzione, ma non è così scontato averne accesso, quindi
credo che sarebbe estremamente necessario dare gli strumenti concreti alle persone e non solo quelli giuridici per riuscire a uscire da questa bolla che, è vero, tutela nel momento, ma poi crea dei danni estremamente grandi. Ma per farlo servono grande forza d'animo, grande sostegno che spesso manca e strumenti che bisogna attualmente andare a cercare e a ricostruire da soli, perché non arrivano. I tribunali ti prendono, ti mettono lì, parlano di conflittualità in fase di separazione e ti lasciano in un limbo drammatico. Allora Silvia, io sabato avevo l'onorevole Sbrollini che si occupa proprio di quello di cui stiamo parlando stamattina, di violenza di genere. E quello che veramente non riesco a capire, Silvia, volevo sapere qual era anche il pensiero di Silvia De Giorgi, è che io non riesco a tollerare che questa donna, dopo aver subito violenza, lei e i figli, psicologica, fisica, venga portata via dalla sua casa, dalle sue cose, portata in una comunità che non conosce. Pensate anche ai traumi per questi bambini, lasciare la loro casa all'uomo che l'ha picchiata e che lui vive tranquillamente là. E non riesco a capire perché ho detto: voi donne, onorevoli senatrici, non cercate di capire che è lui che deve essere portato via e messo in sicurezza, non la donna. Io ho avuto, Silvia, un ragazzino che per 3 volte è fuggito da questa comunità, per quanto bella, per quanto importante, per quanto accogliente, e lo trovavamo nelle scale della sua casa. Lui voleva rimanere nella sua casa e diceva: lasciatemi, io mi arrangio, è la mia casa, sono le mie cose, io voglio rimanere qua, mi arrangio, lasciatemi qua. Ecco, vorrei sentire anche prima il professor Sambataro, ecco, il trauma di questo ragazzo, di questo ragazzino che non riusciva a rimanere in comunità, per quanto accogliente, per quanto bella. Questa mamma che dopo aver subito si vede, pensate, questo scombussolamento. Professore, ma è normale questa cosa? Ma io non riesco a capirla, ma non mi entra proprio, professore, mi dica lei. Beh, questa non riguarda tanto la psichiatria, quindi immagino che dal punto di vista procedurale loro debbano portare avanti le loro indagini, però sicuramente è un'ulteriore violenza. Anzi, tra l'altro mandiamo anche un messaggio anche un po' sbagliato, perché la mamma denuncia, mamma e figli ci vanno di mezzo perché perdono le loro origini, la loro natura. La comunità non è un posto, è un posto dove transitoriamente si potrebbe stare, ma sicuramente non è un posto ospitale, e io perdo la mia storia, quindi è sicuramente traumatico, e quindi se io denuncio e perdo la mia storia, beh, forse è meglio non denunciare. Alla fine diamo questo come messaggio, quindi no, non potrebbe andare. Posso capire per un brevissimo periodo che può esserci proprio nell'immediatezza, perché sennò sarebbe un pochino difficile riuscire nelle situazioni di acuzie a gestire la situazione, però chiaramente deve essere il contrario. Non può essere che chi fa violenza possa Guardi, professore, la ringrazio veramente delle parole che dice, perché io sto premendo molto su questo. Nel momento che io denuncio e che dico delle cose molto chiare, si vedono le violenze che subiscono con i miei bambini, con i miei ragazzi, io prendo questo uomo, lo porto da un'altra parte, mettiamo lui in comunità e non la mamma e con i bambini. Ecco, Silvia, come commenti? Commento dicendo che è sacrosanto pensare che la mamma e i figli debbano rimanere nello spazio della loro casa e della loro vita e non debbano vedere distrutta anche quella parte. Dico però che la realtà è completamente diversa, perché per rimanere nella propria casa si deve combattere, perché questi uomini violenti di fatto mettono in atto tutta una serie di stratagemmi giuridici per i quali riescono molto spesso a far crollare le donne. Nel momento in cui si è subita violenza non si è delle persone sane dal punto di vista dell'equilibrio, si è fragili, si è estremamente fragili, si ha paura di tutto. Anche quando si trova la forza di reagire, poi subentra il oddio, e adesso come faccio? Perché arriva il quotidiano, e il quotidiano non c'è nessuno che lo supporta. Quando si insiste, io ho insistito e sono rimasta con i miei figli nella mia casa, ho dovuto chiamare i carabinieri almeno 10 volte per
poter rientrare nella mia casa, e quella è stata un'ulteriore forma di violenza che i miei figli ed io abbiamo vissuto. Quando in quei momenti noi li chiamavamo, ci dicevano: signora, che cosa possiamo fare noi? Io li posso capire, e quelle persone che poi non lo so quali siano le esperienze degli altri, ma la mia dice questo: quando si arriva in tribunale bisogna dimostrare che la violenza è stata ripetuta più volte, è stata costante, è stata infinitamente lunga e devastante, altrimenti si subisce la definizione sì, ma è successo solo una volta. Lei ha denunciato un solo fatto. Denunciare un solo fatto è più che sufficiente, perché quando si arriva a denunciare si sono subite già tantissime situazioni di violenza per le quali si è esplosi e si è arrivati a dire: ok, basta, voglio difendermi da questa dinamica, da questa cosa malsana alla quale mi sono prestata. È difficilissimo avere la forza di gestire se stesse e molto spesso i propri figli nel momento in cui si denuncia. Non ci sono sostegni reali. Per personale esperienza, non voglio generalizzare, il servizio sociale non è pronto, così come non sono pronti nemmeno i giudici a fare il lavoro nella gestione delle violenze. Manca una base culturale che non faccia pensare a queste donne come delle pazze psicopatiche che di fatto vogliono lucrare sugli uomini. Grande Silvia, molto importante le parole di Silvia De Giorgi. Abbiamo Adriana da Crocetta. Ciao Adriana. Buongiorno, saluti ai suoi ospiti. Volevo dire una cosa, che sì, è vero che i genitori si accorgono che il figlio non è come, sì, ha qualche problema, però per la psicoterapia non tutti possono accedere ai servizi sociali, e se si va a pagamento costa molti soldi. Dovrebbe essere per certe età, fino a una certa età, che dovrebbero fare gratuitamente. Hai capito? Questo è una cosa che non sopporto. Grazie. Abbiamo sentito l'Adriana. Professor Sambataro, ma quello che preoccupa, oltre ai femminicidi, sono anche questi suicidi di molti ragazzini, ragazzi giovani, queste lesioni, l'autolesionismo che si fanno, ecco, queste forme di bulimia e di altro. Ma cosa c'è? Ecco, manca forse un punto di riferimento che può essere la famiglia, ma può essere anche la scuola, ma può essere anche la società. Tanto è vero che si inizia a parlare ora di fare comunità. Ecco, questa parola magica, di socializzare, ma fino adesso non l'abbiamo fatto. Abbiamo sentito quel caso di Oderzo, professor Sambataro, questo uomo picchiato selvaggiamente nel silenzio di tutti, eppure qualcuno stava vedendo, neppure i carabinieri sono stati informati ed erano a 100 metri e lo stavano picchiando selvaggiamente. Questo Minovo combatte a profondo nord, perché io lo dico sempre che c'è il profondo sud, ma c'è anche il profondo nord. Prego, professore. Relativamente, innanzitutto per quanto riguarda Adriana, io sono perfettamente d'accordo con lei, non abbiamo risorse dal punto di vista psicologico, ahimè, questo è un grave problema, e questo si riflette anche sugli adolescenti che hanno problematiche identitarie molto forti, oggi ancora più rispetto al passato, quindi troviamo che gli atti autolesionistici non suicidari, quindi ormai per noi consideri che fino al 30% di persone possono avere il self-cutting cosiddetto, cioè si tagliano per abbassare il proprio dolore mentale, per abbassare la sofferenza, per cercare anche un'identità vera e propria. Probabilmente la famiglia ha anche un ruolo importante, e questo passaggio della famiglia questa famiglia che è un po' partecipe fino a un certo punto, che è assente a certi livelli, rende tutto particolarmente difficile. Quindi questi giovani che sono persi senza un punto di riferimento tentano in qualche modo di sentirsi vivi, quindi le sostanze, quindi l'autolesionismo sono tutti segnali che permettono in qualche modo di sentirsi vivi. Quindi sicuramente questo è un problema che stiamo vedendo, e anche
la partecipazione sociale, lei diceva del discorso del profondo onor del suicidio che viene visto dall'esterno come se fosse un episodio giornalistico, come se stiamo vedendo un tablet, la TV. Questo è un'altra delle cose a cui noi stiamo assistendo. E sicuramente dovremmo lavorare sui giovani. Di fatto quello che vediamo è che diventano sempre meno partecipi della realtà e sempre più si ritirano in quello che poi l'estremo è rappresentato dagli hikikomori. Quindi questo è sicuramente un problema. Ha fatto bene a dirlo, professore, anche perché con questi social non ne andiamo fuori. C'è qualcuno che dovrebbe intervenire, perché non è possibile vedere ragazzine di 10-11 anni che seguono questi social e ne fanno veramente di tutti i colori, e poi quell'età che l'abbiamo un po' provata tutti, professore, questa adrenalina, questa voglia di provare, questa voglia di dire basta al primo inciampo. È molto importante, ecco, quello che lei sta dicendo. Qui dobbiamo avere una società che guarda, bisogna fare comunità tutti assieme, se no non ne andiamo fuori, bisogna fare comunità, socializzare. Sentiamo Livio e poi sentiamo anche Viva Pontarollo da Sportivo. Vai Livio! Mirella, ciao, saluto i tuoi ospiti. Tu hai perfettamente ragione del discorso che un padre violento dovrebbe lui essere allontanato da casa e la famiglia restare nell'abitazione. Allora, scusa, invita uno di questi giudici che fanno queste cose assurde e fatti spiegare il motivo per cui viene presa questa misura, che trovo anch'io assurda e illogica e che colpisce veramente colpisce ancora di più la famiglia dopo il dramma del padre violento. Ecco, lo inviti e gli chiedi per quale ragione si comportano in questa maniera assurda. Allontanano la madre e lasciano nella casa e lasciano il padre. Ecco, grazie, saluti. Allora, prima di rispondere al nostro Livio da Padova, vorrei sentire anche Iva Pontarollo, lascio un po' di serenità anche ai miei ospiti, specialmente a Silvia De Giorgi. Andiamo a vedere queste grotte di Olierio, questo video, che così ci rilassiamo un po', vediamo la bellezza della natura che è fantastica. Andiamo a vedere.
Allora, bellissimo questo video, questi ambienti, poi ne parlerò anche col professor Sambataro per la mente, cosa vuol dire un ambiente sano, aria pulita, fresca, l'acqua, abbiamo visto delle immagini bellissime. Allora Iva Pontarollo, come commenti? Tu uomo sportivo, lo sport che è entrato nella Costituzione nel 2023, però si fa poco, questi ragazzi, queste donne, l'hai detto tu, ecco, soprattutto anche la solidarietà, prego. Cioè, dalla mia esperienza che ho vissuto, ai ragazzi adesso manca molto la manualità, la voglia di costruire un qualcosa, di giocare in maniera sana, non sanno neanche giocare tra di loro, non sanno rispettare le regole e soprattutto vedo che hanno pochi sogni, poche aspirazioni, poca voglia di emergere e soprattutto hanno poche esperienze positive, nel senso tutti questi social, questi video che vediamo di violenza eccetera, non certo secondo me portano a una costruzione, a una solidità dell'individuo e anche una voglia di crescere in maniera sana. D'altro canto poi ci sono anche tantissimi bravi ragazzi, ma secondo me è la famiglia che manca in questo caso. In questi anni, cioè, la fortuna che abbiamo avuto noi, seppur avendo poco, avevamo anche delle aspirazioni, dei sogni e abbiamo lottato tanto anche per realizzare un qualcosa. Io sono nato da niente, i miei genitori mi hanno dato tutto l'affetto, l'amore, quello che avevo bisogno, però quello che ho fatto l'ho fatto partendo da niente, con grande sacrificio, con lotta e con superare tante difficoltà che tutti i giorni la vita ti porta a incontrare. Ma questo me l'ha dato anche lo sport, perché affrontare delle rapide, avere un tempo per arrivare, avere le palline che c'è la penalità e non toccarle, allenarsi tutti i giorni, confrontarci sempre con l'avversario, avere l'allenatore, avere la squadra, muoversi all'estero, cioè, sono tutte esperienze che poi ti portano anche a capire e anche a imparare un sacco e a capire anche cosa vuoi. Cioè. Però Pontarollo, non c'è che forse, e lo diciamo molto poco, che lo sport è anche rispetto alla persona, indipendentemente che sia uomo o donna, ecco, rispettare il prossimo, fare squadra, ecco, questo rispetto, tu come lo vedi su questi uomini che pensano, come ha detto Silvia De Giorgi, di avere un oggetto, di avere possesso di quell'oggetto, ecco, tu non sei più una persona, sei una mia proprietà, ecco, cosa vorresti dire a questi uomini? Beh, io proprio non sopporto la violenza e non capisco questi atteggiamenti e sono proprio contrario a questi atteggiamenti che viviamo tutti i giorni, che emergono, anche sono sconvolto anche dai numeri e anche il continuo, nonostante ci sia questa comunicazione, il continuo di episodi. Dunque per me l'argomento va affrontato, come dicono i psichiatri, i psicologi, a monte, cioè andiamo a capire come educhiamo questi ragazzi e quali sono i stereotipi e quali sono gli esempi che hanno. Professor Sambataro, anche lo sport, la natura, l'ambiente può aiutare queste menti, però delle volte io ho parlato con dei ragazzi che vivono anche in alta montagna, mi dicono Mirella ti viene la depressione, non c'è niente, ecco forse lo sport aiuterebbe anche questo, ma bisogna investire. Ecco, investire, cosa me ne faccio delle panchine se poi non ho il dopo panchina che è un aiuto anche strutturale? Prego professore. Diversi studi hanno mostrato che effettivamente è una cosa che un'osservazione di buon senso, però in realtà addirittura anche a livello biologico si è visto che l'ambiente ha degli effetti positivi, cioè noi abbiamo visto che l'ambiente verde addirittura abbassa i livelli degli ormoni associati allo stress, quindi si associa a minore ansia, minore depressione, pare che indirettamente abbia proprio un effetto sull'abbassamento della frequenza cardiaca, della pressione arteriosa, quindi è un effetto sicuramente positivo e anche perché c'è anche un effetto sull'attenzione, sulle funzioni cognitive. I latini che parlavano di mens sana in corpore sano si riferivano anche a quelli, è chiaramente inserita in un contesto di tante altre attività che i ragazzi dovrebbero fare, per cui
sono d'accordo che è utile assolutamente, però mettiamole insieme ad altre cose. Se manca il dopo panchina, diventa poi stressante essa stessa fare solamente un'attività nel verde, nello sport, senza avere nulla indietro. Quindi dovrebbero esserci delle politiche giovanili che permettono di includere una varietà di attività, tra cui anche questa qui dello sport e dell'ambiente. Professor Sambataro, non pensa che forse si è investito di più sulle strutture che non sugli aiuti alla persona? Ecco, è quello che manca, perché noi abbiamo visto anche tanti consultori chiudere, come si parlava prima, bisogna avere dei punti di riferimento importanti, già è difficile avvicinarsi perché non eravamo abituati, abbiamo paura del vicino, abbiamo paura della famiglia che ti dice dai, porta pazienza, vedrai che cambierai, i figli, il lavoro, i soldi, come diceva Silvia De Giorgi. Silvia, abbiamo tutte queste cose che nel momento che abbiamo bisogno di essere supportati invece ci annichiliscono, perché ci fermano, ecco, ci fanno ancora più paura di quella che sarebbe la volontà anche di reagire. Prego Silvia. Ci si paralizza, questa è la realtà, perché arriva l'angoscia, arriva la paura del giudizio, che è qualcosa di veramente difficile da sopportare, perché culturalmente siamo stati abituati così. C'è l'omertà, c'è di fatto una grande solitudine e c'è un'eccessiva forma di individualismo. Questo va a creare una situazione per la quale diventa davvero difficile alzare la mano e dire aiuto, ci si vergogna quasi, e questa secondo me è una cosa da combattere assolutamente dal punto di vista sociale, già nella gestione della crescita dei nostri ragazzi a casa e a scuola. Il dire ok, ho un problema non è una cosa di cui vergognarsi, ok, aiutatemi, mi serve aiuto in questo momento, è qualcosa di assolutamente molto coraggioso e da premiare e non da demolire, demonizzare. Insomma, va fatto un cambio di marcia dal punto di vista culturale, secondo me. Mi aggancio poi alla questione sport, credo che sia essenziale, che sia una delle componenti fondamentali, ma anche negli adulti, per alleggerire i pensieri e dare una visione un pochino più equilibrata di tutto ciò che ci circonda. Un'altra cosa Silvia, volevo chiedere, telefono rosa, telefono azzurro, telefono amico, ma se poi non ho il dopo, come la struttura che si preoccupa di me, la struttura che mi protegge, ma può essere anche la mia casa, io mi sento protetta nella mia casa. Queste associazioni di volontariato, è inutile che diciamo che siamo il territorio con 7.000 associazioni di volontariato, se poi non riusciamo ad arrivare a Silvia De Giorgi, magari faccio a caso, che ha bisogno perché non la conosco, perché non so l'indirizzo, perché c'è la privacy e non la supporto. Allora è come avessi un pugno di mosche in mano, ma come faccio nel 2023, adesso siamo nel 2024, sentire che i servizi sociali chiudono ancora al venerdì alle 12:30, alle 13 e fino a lunedì, ciao, a chi mi rivolgo? Manca il medico di famiglia, mancano i preti, mancano quei supporti che una volta anche c'erano, era anche uno sfogo. Ecco, professor Sambataro, non pensa che forse siamo veramente in crisi, ma molto in crisi come donne, parlo in generale naturalmente, perché tante parole, tante leggi, tanto ascolto, ma alla fine poi dobbiamo rimboccarci le maniche e districare noi la situazione. Ma il problema è questi bambini e questi ragazzi. Prego, professore. Sì, ahimè non abbiamo abbastanza risorse. Io parlo direttamente dell'aspetto anche psichiatrico. Beh, nel Trevigiano siamo in una situazione molto delicata perché sono diminuiti tantissimo. Non si trovano medici neanche psichiatri. La psichiatria insieme alle emergenze e anche medici di base è una delle branche che presenta il maggior numero di carenze, e questo è un problema perché ho un'emergenza violenza di genere, la donna quindi si riferisce, può anche avere una depressione, un disturbo post-traumatico da stress, delle patologie psichiatriche che
ne derivano da questa situazione, noi non siamo in grado di fornire un sufficiente aiuto, perché dobbiamo concentrarci sui casi più gravi che non possono aspettare, e quindi nel funzionare in modalità emergenziale non siamo in grado di dare il livello adeguato anche di risposta anche a situazioni che necessiterebbero risposta. E quindi questo è psichiatria, psicologia. Non conosco bene il discorso assistenza sociale, ma penso che siamo comunque allo stesso livello. Ancor peggio se andiamo nella direzione dei giovani, perché considerando l'aumento, parlavamo prima del discorso dei suicidi, degli tentativi autolesionistici, negli ultimi 2 anni sono aumentati del 40%, e in Italia parliamo che nel mondo c'è un suicidio ogni 11 minuti per quanto riguarda gli adolescenti, uno ogni 4 per quanto riguarda tutta la popolazione, cioè è una fetta veramente importante. Il 75% dei tentativi di suicidio sono fatti dai giovani, ma non siamo in grado di aiutarli. Andiamo a vedere allora cosa ha detto il direttore generale dell'ULSS 2 Francesco Benazzi, servizi psichiatrici Mary Zorza. Andiamo a sentire. Solidarietà e vicinanza a Mary Zorza, aggredita nel suo studio, e anche alla famiglia dell'infermiere Giuseppe Silvestrini, 53 anni, che dopo aver colpito la donna si è tolto la vita nella sua casa a Mansuè. Così il direttore generale dell'ULSS 2 Francesco Benazzi, che è tornato a parlare del fenomeno di violenza contro i professionisti, come i medici e appunto gli avvocati, un fenomeno in crescita. Violenza che purtroppo sta aumentando, lo vediamo in prima linea, sono certamente i medici e gli infermieri in pronto soccorso o negli ambulatori in ospedale, ma gli psichiatri già da tempo e non da oggi sono quelli che sono in prima linea, proprio perché hanno e trattano persone che hanno delle difficoltà sia psicologiche, psichiatriche, ma anche sociali, perché spesso e volentieri le due cose si sommano e diventano una bomba sostanzialmente. Per cercare di arginare questa problematica che sta davvero creando non poche difficoltà, bisogna rafforzare i servizi territoriali. Credo che non vada assolutamente toccata la legge 180, la Basaglia, perché ha dato dignità alle persone con malattia mentale, cosa che non avevano all'interno di manicomi, ma sicuramente vanno rafforzati i servizi territoriali per una presa in carico maggiore. Io continuo a ribadire, mancando gli psichiatri, non perché non li vogliamo assumere, ma perché non li troviamo, il TAR ci deve dare la possibilità di poter assumere i psicologi. Questo perché, ha spiegato Benazzi, la presa in carico della persona soprattutto nel territorio va fatta dagli psicologi, che possono dialogare con la persona in difficoltà per cercare di diminuire l'aggressività. Nei prossimi giorni il direttore andrà a trovare l'avvocatessa che è stata operata ieri alla mano. Da quello che io ho potuto rilevare, sì, sta migliorando e sicuramente non è a rischio di vita, e questo ci fa un immenso piacere a tutti. Io do all'avvocato la nostra vicinanza, come ULSS la mia vicinanza, perché è stata una donna coraggiosa e soprattutto che ha capito, ecco, anche la sofferenza della persona che aveva di fronte. Quindi un augurio di una pronta guarigione e spero anche di riuscire andare a salutarla e trovarla il mercoledì o giovedì. Allora, professor Sambataro, uno dei tanti casi purtroppo che abbiamo sentito e assistito nel 2023, speriamo che qualcosa cambi nel 2024, però questa aggressività, professor Sambataro, di questi uomini, donne, persone, ragazzi, che si capisce che sono molto fragili. E abbiamo assistito a dei genitori anziani che continuamente venivano picchiati da questo figlio perché non prendeva più i farmaci, perché ognuno è libero di decidere di prenderli o non prenderli, però ce l'hanno a casa loro, che continuamente venivano massacrati di botte, perché questo è quello che succede in tante famiglie, ma c'è l'omertà purtroppo che esiste. Ma come si fa allora? Queste strutture, allora facciamo strutture per le donne e le portiamo via da casa per portarle in comunità, ma queste persone dovrebbero essere gestite in maniera diversa. Come fanno dei genitori anziani a gestire un tossicodipendente, tanto per citarne uno, perché è quello che preoccupa ultimamente di più, oppure questo ragazzo che dà segnali di squilibrio, perché poi questi ragazzi tornano a casa, perché è vero la legge Basaglia, ma non succede
c'è il dopo Basaglia, di cosa parliamo? Non abbiamo neanche più medici, psichiatrici, tantomeno. Prego, professore. Sì, il problema della residenzialità, perché così viene chiamata, effettivamente è un problema molto grave, perché la legge Basaglia è stata sicuramente importante, adesso forse andrebbe un po' rivista. È stata importante perché ha detto sicuramente la gestione dei pazienti non deve essere territoriale, ma quando questo effettivamente è possibile. Non ci ha dato grandi strumenti per quanto riguarda quelle situazioni in cui questo non è possibile. In questo discorso vorrei dire anche che c'è un equivoco un pochino associato anche ai pazienti autori di reato, perché i pazienti autori di reato sono una situazione a parte dai classici pazienti psichiatrici, perché per quanto riguarda i pazienti, l'aggressività la troviamo nei pazienti psichiatrici, la troviamo nelle famiglie che subiscono questo, molto spesso lo fanno anche per un discorso di stigma, cioè il fatto che venga visto male il paziente, il parente che diventa un paziente, quindi tentano nel più possibile tenerlo a casa, non farlo vedere all'esterno, e questo ne abbiamo avuto casi di persone che erano seguite per 30 anni in casa quando in realtà avevano bisogno di interventi molto importanti. Quando l'aggressività diventa a livello tale da poter da mettere a rischio la vita dei parenti, solo in quei casi allora venivano ricoverati. Quindi c'è un problema della società, quindi che non aiuta queste persone perché la malattia psichiatrica viene vista come un problema e come una macchia che le famiglie tentano di nascondere da una parte, dall'altra una volta che vengono che cercano aiuto, questo diventa molto difficile, perché abbiamo delle strutture che oltre un certo tempo l'unica alternativa è quella delle RSA, e questo non andrebbe bene, sarebbe necessario avere delle altre strutture di più lungo termine. Un discorso a parte riguarda invece gli autori di reato. Per quanto riguarda, abbiamo delle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza che sono state costruite per quei pazienti che hanno compiuto un reato, hanno commesso un reato e che sono stati condannati, e che hanno iniziato un percorso che sarà in un contesto sanitario con tanto di vigilanza esterna, dove dovranno essere riabilitate. Abbiamo un problema lì, perché la dimensione di queste strutture in realtà è inferiore al fabbisogno, perché è stata dimensionata a 10 anni fa. Per cui quello che abbiamo è che queste persone non si sa bene dove poterle mettere, e quindi li ritroviamo anche in ospedale, diventano pericolose. Ricordiamo la collega psichiatra uccisa a Pisa. Lei è stata uccisa da un paziente che aveva bisogno di una residenza per un'esecuzione di misure di sicurezza, era un criminale vero e proprio. Quindi distinguiamo l'aggressività dei criminali, che è diversa dall'aggressività del paziente psichiatrico. In tutti e due i casi in realtà non siamo in grado di dare un'ottima risposta, quindi gli psichiatri fanno quel che possono, ma non abbiamo quindi degli strumenti legislativi anche che consentano una residenza più a lungo termine, come in altri paesi del resto del mondo. Però, professor Sambataro, dobbiamo anche noi crescere culturalmente. Io cito sempre la porta della sala operatoria. Finché non siamo entrati con le telecamere, quando passavamo davanti a questa porta ci terrorizzava, perché non conoscevamo, non sapevamo niente. Ecco, anzi cambiavamo proprio strada se si doveva passare davanti. Poi quando sono entrate le telecamere che hanno fatto vedere gli interventi, quello che fanno, la paura è diminuita molto. Forse anche questa parola psichiatra che terrorizza le famiglie, ecco, accettano il psicologo, psichiatra è molto difficile. Ecco, anche qua io vi invito, perché spero che anche questa trasmissione serve a capire che invece questa parola è utile per quello che ha dei problemi a livello proprio di salute mentale. Ecco, se hai mal di panza, vai dall'addetto al mal di panza, se hai mal di schiena, ognuno ha il suo ruolo. Ma perché ci fa così tanta paura? Forse perché sappiamo poco, vi sentiamo poco. Ecco, io spero che venga ancora, professore, perché penso che sia utile parlare di questo anche con le persone che ascoltano, non aver paura di avvicinarsi a questo specialista che terrorizza solo la parola ancora adesso, perché è così. Ho detto, siamo ancora a profondo nord. Prego, professore.
Sì, questo è qualcosa che io ricordo, appunto, i pazienti accettano con grande, anzi molto bene, una eventuale visita neurologica, ma non una visita psichiatrica. E poi indipendentemente dal discorso, cioè una depressione, un disturbo d'ansia può anche essere curata dallo psichiatra. Lo psichiatra non si occupa dei matti da legare, ma si occupa anche ovviamente di quello, ma si occupa anche di malattie della mente che portano a una sofferenza e quindi che ci portano da una parte a funzionare male dal punto di vista cognitivo, a funzionare male dal punto di vista emotivo, anche dormiamo male, mangiamo male, abbiamo una sofferenza mentale, quindi che non è associata a un disturbo fisico. Quindi da questo punto di vista sono d'accordo, dobbiamo sfatare questo mito. Ed effettivamente le devo dire che molto spesso ho dei pazienti che mi dicono: ma alla fine non è stato così drammatico una visita psichiatrica. Ma assolutamente, diciamo, quello che noi facciamo come psichiatri è quello di prenderci cura del paziente a 360 gradi, che significa che ci occupa, perché la mente è questo, che significa non solo analizzare il sintomo, ma il comportamento, vedere come funziona la persona. Questo è quello che a noi interessa particolarmente. Quindi sicuramente abbiamo avuto un problema di immagine come associazione solo alle malattie gravi, però noi ci occupiamo anche e sicuramente di malattie anche più lievi, e non necessariamente, perché questo è anche un altro preconcetto, lo psichiatra prescrive solo farmaci. No, questo no, ovviamente quando è necessario, ci mancherebbe questo, noi in quanto medici lo prescriviamo, ma anche interventi psicoterapici, anche interventi psicoeducativi, di socializzazione, tutti questi fanno parte comunque del trattamento psichiatrico. Grazie, veramente grazie al professor Fabio Sambataro, docente di psichiatria all'Università di Padova, di aver spiegato, e soprattutto dobbiamo capire che non dobbiamo aver paura. Se ci sono questi sintomi, andiamo dall'esperto di questi sintomi, non cerchiamo di passare il cerino perché non vogliamo sentire questa parola. Grazie veramente professor Sambataro. Silvia De Giorgi, come ci saluta? Codice rosso sì, però dobbiamo fare dei passi in avanti perché sennò non ci siamo proprio. Prego. Condivido questa affermazione. Codice rosso fondamentale, grazie al cielo che è stato inserito, anche perché consente di velocizzare un pochino i procedimenti in tribunale, ma tanta cultura, tanta umanità, perché una delle cose che sono più importanti nel momento in cui si prende il coraggio di denunciare, ma ancor prima quando si deve avere la forza di evitare che la violenza ci colga, serve dell'umanità intorno a noi, serve una rete, servono persone vere che abbiano la capacità e la forza di sostenerci, e quello di cui parlavate prima, comunità e gestione del rapporto tra le persone, è fondamentale. La base sono i nostri ragazzi, sono loro che vanno educati in questo momento. I genitori devono un po' smettere di fare i figli e cominciare a fare i genitori, secondo me è una delle cose importanti. Comunque Silvia, l'onorevole Sbrollini ha detto, visto che si occupa di questo, che qualsiasi persona abbia bisogno lei a disposizione. Se ha piacere io le girerò i contatti dell'onorevole Sbrollini, visto che si sta occupando di questo. Ecco, parlare sempre meglio, il dialogo secondo me è molto importante, in maniera, visto che lei sa di cosa parla, perché lei ha provato e sta a distanza di anni ancora non ha risposte, che forse qualcuno deve battere veramente un colpo, perché siamo veramente stanchi di questo silenzio che è diventato assordante. Grazie ancora a Silvia De Giorgi, vittima di violenza, di essere stata con noi. Allora vediamo anche come ci saluta Iva Pontarolo, anzi andrei a vedere l'ultima parte di questo rafting bellissimo e poi lo salutiamo. Andiamo a vedere. No, c'era il secondo video che non è stato mandato. Allora, sono delle foto, mi dicono, prego, cosa stiamo vedendo? Sì, questo è il Parco delle Grotte di Oliero, la Valle del Brenta. Ci sono tutta una serie di percorsi legati alla nostra identità, ad esempio questo è un andar per fiume, sono canoe pneumatiche biposto, le posso commentare le foto finché ruotano. Questo l'Hydrospeed, ad esempio, è un bob d'acqua con la propulsione a pinne,
E volevo dire che la Valle del Brenta ha dei percorsi legati alla nostra identità, quali ad esempio l'Alta Via del Tabacco oppure l'Anello delle Zattere, che sono legate, uno, alle coltivazioni del tabacco che arrivavano fino dall'inizio di quando abbiamo scoperto l'America del 1400 e fino ad oggi sui terrazzamenti della Valle del Brenta. C'è un clima particolare dove poteva essere coltivato il tabacco che abbiamo coltivato fino ai nostri periodi. Abbiamo un museo etnografico visitabile a Vastagna, molto interessante, dove raccoglie un po' tutta la nostra storia. E il trasporto di legname a Venezia. A Venezia trasportavamo 40.000 tronchi all'anno e praticamente avevamo 200 zattieri che abbiamo avuto anche ospiti, abbiamo visto i filmati bellissimi. Esatto, noi siamo i moderni zattieri, portiamo circa 40.000 tra ragazzi delle scuole, dalle elementari fino alle superiori, studi universitari che vengono a visitare, comunque a studiare anche l'ambiente fluviale, la risorgiva carsica delle grotte di Oliero con la visita turistica e i musei di speleologia e carsismo. La Grande Guerra sono tutti elementi che ci permettono di visitare e di vivere un'esperienza anche sui nostri luoghi legati un po' alla nostra storicità. Grazie anche al nostro Iva Pontarollo, operatore turistico della Valle del Brenta, con queste immagini bellissime, con questi video fantastici. Ecco, l'importante è fare squadra, comunità, stare assieme. Perché fare questo? Per stare assieme e divertirsi con delle regole e disciplina. Grazie, grazie anche a Iva Pontarollo. Pubblicità. Presento subito altri due graditi ospiti, abbiamo due sindaci, abbiamo in presenza Renzo Cararetto, sindaco di Casier, primo mandato civica. Grazie Cararetto di essere qua. Abbiamo anche Roberto Rigoni, sindaco di Asiago, secondo mandato civica, centrodestra specificato. Allora partirei proprio da Roberto Rigoni, sindaco di Asiago, perché all'inizio avevamo l'onorevole Luca De Carlo, coordinatore anche regionale di Fratelli d'Italia, perché io ho letto appunto leggi mancia da Roma spiccano 2,4 milioni per il Golf Club di Asiago e l'onorevole De Carlo ha spiegato che sono per le infrastrutture e per i collegamenti. Allora Sindaco, è d'accordo, non è d'accordo su questa definizione leggi mancia? Cosa ci racconta? Prego. Ma noi abbiamo accettato favorevolmente ovviamente questo contributo importante perché riguarda un fondo che viene destinato allo sviluppo di un polo turistico di eccellenza che è il Golf di Asiago. L'obiettivo nostro è quello di farlo diventare uno tra i più bei campi di montagna d'Italia. Ecco perché non abbiamo capito perché la coordinatrice nazionale del Partito Democratico, Schlein, si sia opposta fermamente a questo finanziamento, che in realtà è un finanziamento che va ad un'area di montagna per una esigenza di sviluppo, non per poter consentire dei ricchi di praticare uno sport d'élite. Questo è il senso dell'intervento che è stato portato avanti dal Parlamento. È stata votata un contributo, una somma che è destinata ad un progetto di sviluppo per la montagna. Questo è il tema che a noi rileva, non tanto le diatribe della politica che sostiene che questa somma poteva essere destinata a fare altro. È stato un segnale di attenzione forte per un territorio di montagna. La montagna, che è dimenticata dal mondo, in realtà è un territorio che è per la maggior parte per quanto riguarda la nostra nazione, perché la nazione italiana insiste per la maggior parte sul territorio di montagna. Da anni noi chiediamo che sia applicata una legge nazionale sulla montagna e se arrivano dei contributi dal Parlamento nazionale ben vengano, perché siamo di fronte ad una situazione in cui dai salotti romani non si concepisce minimamente quelle che sono le problematiche del vivere della montagna. E quindi io ho ringraziato il senatore Zanettin, che è stato colui che si è fatto carico di questo finanziamento, di inserire questo emendamento alla legge di stabilità, perché finalmente dal Parlamento nazionale arrivano delle somme, che non sono somme importantissime ma sono somme significative, a sostegno dei progetti di sviluppo della montagna. Questo è il tema.
Sentiamo anche cosa ne pensa Renzo Cararetto, sindaco di Casieri. Ecco, temi importanti, soldi che arrivano, come impiegarli, ecco, il bene del territorio ma anche il bene della comunità, che sempre più si vede un po' con le spalle al muro, questa comunità nostra territoriale che sta soffrendo perché veramente mancano servizi, mancano strutture, mancano persone che sono medici, infermieri, insegnanti, di tutti e di più. Ecco, e voi siete in prima linea come sindaci e dovete accettare quello che arriva. Magari le vostre esigenze sarebbero altre. Se vi ascoltassero di più forse si potrebbe programmare anche in maniera diversa, penso. Prego, sindaco. Buongiorno a tutti, grazie. Allora, io credo che, arrivo come esperienza dal 2019, ma avendo vissuto un periodo anche difficile, ho visto che forse nel passato, come giustamente diceva anche il collega, nel passato c'era un po' più di non coinvolgimento da parte dei sindaci o delle amministrazioni locali. Adesso credo che ci sia insomma, questa possibilità di condividere molto di più e di poter anche parlare con i piani alti, come si dice, no? Dunque abbiamo dei buoni rappresentanti, credo, che tutto sommato insomma, ci coinvolgono, se ne parla. Dopo però è sempre un po' il solito discorso di far capire ai piani alti che metterci la faccia nel territorio, ma soprattutto cercare di programmare, cercare di far capire che nel futuro c'è un certo interesse per una certa disponibilità di, vedi caso medici, vedi caso insomma tutto quello che necessita per quanto riguarda i servizi ai cittadini, tutto sommato non viene recepito. Ma proprio perché probabilmente i piani alti non riconoscono la vita di tutti i giorni che fa il sindaco. E il sindaco è un cittadino normalmente che vive di tutti i problemi quotidiani. Qual è il problema che la preoccupa di più nel 2024 che spera di dare delle risposte, sindaco? Allora, i problemi sappiamo benissimo che li affrontano le famiglie, li affrontano anche le amministrazioni comunali, dove che rispetto ai servizi abbiamo disponibilità sempre meno, vedi sociale, vedi lavori, vedi mantenimenti, vedi aiuti, ne abbiamo sempre meno e dunque bisogna essere veramente attenti ai sprechi, non metterci in testa di fare opere o dire ai cittadini di voler fare cose che non si sono e non si riuscirebbero mai a realizzare. Dobbiamo camminare con i passi secondo la gamba, diceva mio nonno. Suo pensiero sulla via del mare, molti sindaci contrari, lei cosa dice, sindaco Cararetto? Io sinceramente non sono mai contrario a delle opere a beneficio, perché se andiamo a vedere come una volta 30 anni fa, 20 anni fa si parlava del passante che nessuno si voleva, adesso probabilmente tutti lo usufruiscono e tutti vogliono che insomma percorrere quel percorso. Ma perché? Perché ci ha salvato in parte. E la questione delle strade, noi viviamo tutti i giorni per la viabilità che è insomma quasi impressionante, come nel mio territorio il Teraglio Est. Il Teraglio Est bisognava che arrivasse 20 anni fa, ma dopo sappiamo che se non ci sono intenzioni buone e un'aggregazione e un volere da parte anche delle amministrazioni locali si rimanda sempre. Noi invece con Treviso l'abbiamo ottenuto, lo stiamo portando avanti e adesso credo che insomma sia raggiunto il momento perché sistemi certe cose con una progettualità del futuro. Se non progetti quello, insomma, viviamo alla giornata e la giornata un paese non può stare in piedi. Allora, sindaco Rigoni, anche lei programmazioni, stiamo parlando della terza corsia, ma parliamo anche della pedemontana, queste infrastrutture molto impegnative, molto importanti, ma anche molto care, la cosiddetta, sembra che qualcosa si stia muovendo, però sono poi soldi che pagano i cittadini, il punto di riferimento è il sindaco e si lamentano con lui, non ce la faccio per vari motivi, ecco, queste infrastrutture che veramente un po' preoccupano quello che è il mondo operaio, il mondo del pensionato, si sente parlare della pista da bob, si sente parlare del ponte di Messina, si sente parlare di terza corsia, ma mi sembra che si senta parlare poco di sociale, di fragilità e di aiuti alle persone. Cosa dice il sindaco Rigoni? Lei è anche avvocato, poi oltretutto, prego. Allora,
chiaramente quello che posso dire è strettamente legato a quelle che sono le competenze dei sindaci, nel senso che noi ogni giorno dobbiamo confrontarci con le complessità di un apparato amministrativo che rende molto complesso applicare anche i finanziamenti, i contributi che arrivano per tutta una serie di iniziative che vengono messe in campo. Cioè, chiunque sa che se vuole realizzare una strada, che se vuole realizzare un impianto, una piscina, una pista ciclabile o quello che è, deve ipotizzare di andare incontro ad una guerra incredibile dal punto di vista burocratico amministrativo che rende impossibile nel breve termine realizzare l'opera pubblica, anche se si hanno soldi. Le faccio un esempio: noi abbiamo ottenuto un finanziamento di 4,5 milioni per fare un nuovo centro sportivo ad Asiago. Questo finanziamento lo abbiamo ottenuto 7 anni fa, quindi oggi stiamo ipotizzando di fare la gara. Quindi questo per dirle che per la realizzazione di un'opera pubblica è veramente difficile confrontarsi con tutti i sistemi che costituiscono, che formano una burocrazia, un apparato difficile a soddisfare le esigenze dei cittadini. Dopodiché è chiaro che il cittadino alle volte si chiede il perché si devono spendere 60-70 milioni di una pista da bob, ad esempio. Lei citava questa a Cortina. È evidente che ci sono delle dinamiche che passano sopra la testa non soltanto dei cittadini ma anche dei sindaci, e quindi queste dinamiche sono strettamente legate a quelli che sono gli obiettivi che vengono stabiliti a livello nazionale, a livello regionale. Ecco, quindi molto spesso diciamo così, le piccole esigenze dei cittadini sfuggono per poter far fronte a quelle che sono le esigenze strategiche di una nazione. Si faceva prima l'esempio del passante di Mestre, che è stato reso possibile grazie ad un'epoca in cui c'era al governo un signore che si chiamava Berlusconi e che è riuscito ad ottenere non soltanto i fondi per il passante di Mestre, ma per la Valdastico Sud e anche per il Mose, opere che sono assolutamente straordinarie e che grazie ad una grande determinazione, ad una grande sinergia con il governo nazionale, la regione di allora era riuscita a portare a casa. Quindi è difficile oggi spiegare al cittadino ma perché spendiamo centinaia di milioni di euro per fare una strada. È logico che però noi viviamo in una nazione che ha bisogno di modernizzarsi, di ridurre i tempi di percorrenza, che ha bisogno di essere competitiva con tutte quelle nazioni che in ambito europeo stanno investendo per essere in grado di migliorarsi, di modernizzarsi. Però è anche vero, Sindaco Cararetto, che bisogna ascoltare anche il popolo, e i rappresentanti del popolo sono i sindaci. Allora io sono dell'idea che queste colate di cemento o questi soldi del PNRR, che erano destinati moltissimo al sociale, poi sono stati dirottati invece in altre situazioni. Però c'è un popolo che sta invecchiando, c'è un richiamo veramente alla riflessione che chiedono i cittadini da nord a sud, da est a ovest, che è quello che riguarda la persona. Abbiamo molti anziani, abbiamo una denatalità, abbiamo i giovani che non trovano lavoro, ma non abbiamo neanche i giovani. Si chiede sempre più professionalità, ma se non facciamo scuole di formazione non andiamo da nessuna parte. Allora sì, la grande struttura, però prima voi siete come il buon padre di famiglia, che dovete tagliare i rami secchi e riuscire a vedere quello che riuscite a fare, che ha bisogno il territorio. Allora invece mi sembra che a livello nazionale questo si senta poco, ma non si può dare la colpa all'ultimo governo. Mi sembra che queste voci non sono state ascoltate, che è la voce dello Stato che siamo noi, che ci dicono sempre di pagare, perché poi sono opere che paghiamo noi, non è che li paga l'ultimo faraone di turno con i suoi soldi, ci rimangono nel groppone a noi, anche se va male. Ecco, siamo un po' stanchi
stanchi, perché noi vorremmo anche essere ascoltati come persone di quello che abbiamo bisogno. Prego, Sindaco Cararetto. In parte è vero che naturalmente noi ci troviamo nella difficoltà perché certe opere che magari vengono deliberate magari non le vediamo immediatamente così importanti che potrebbero esserci per la comunità, però nel futuro diciamo potrebbero essere effettivamente opere di necessità, perché credo che il progresso, la possibilità che possa avere una comunità è quello di pensare insomma sempre al futuro, perché se no effettivamente come negli anni passati, se non facciamo programmazione ci troveremo poco di fronte alla realtà del bisogno. Io per esempio nella comunità diciamo, siamo intervenuti e abbiamo ottenuto la possibilità di poter dedicare un immobile che avevamo vecchio, un immobile che naturalmente rimarrà a disposizione di proprietà del comune, ma faremo la casa della comunità. Dunque è un servizio che viene programmato per i cittadini, di avere a 360 gradi la possibilità appunto di poter usufruire di questi insomma, usi dell'ASL piuttosto di recarsi direttamente e di varia specializzazione che vengono usufruiti nell'ambiente stesso che va restaurato, e che credo che quei soldi per esempio siano investiti bene. Okay. Però mancano ad esempio residenze per anziani. Noi abbiamo queste persone che non è che possono aspettare 30 governi, ormai siamo a 70 governi, speriamo che non cada anche a questo, perché qua in Italia mai dire mai di niente, che stanno aspettando, cioè non possiamo sempre programmare per un futuro molto lontano, dobbiamo dare delle risposte. Noi abbiamo delle strutture che se in tempi non sospetti, ecco perché dicono non si deve guardare indietro, no, io guardo anche indietro perché in avanti non riesco a guardare, perché non ho nessun futuro roseo per quello che vedo, non mi sembra proprio che queste fragilità siano prese in considerazione o molto poco. Ecco, dobbiamo programmare invece per queste persone che stanno aspettando, cioè io non posso avere una lista d'attesa enorme perché non ho letti nelle strutture che dove dovrei essere accolta, perché abbiamo anche delle strutture che funzionano molto bene, come diceva il professor Sambataro, non siamo pronti anche nell'accogliere. Ecco, allora avvocato, lei appunto sia come sindaco che come avvocato, le persone hanno anche bisogno di risposte, perché stiamo parlando di una popolazione diversamente giovane. Prego. Su questo sono pienamente d'accordo con lei, perché molto spesso di fronte a queste opere faraoniche sfuggono quelle che sono le esigenze delle fasce deboli della popolazione. Penso ad esempio ai bambini delle scuole dell'infanzia, gli asili nido, le scuole primarie, le scuole superiori, tutto quello che è l'apparato relativo all'assistenza, alla crescita dei bambini e degli adolescenti. Le faccio l'esempio, noi abbiamo investito come amministrazione più di 1,5 milioni per migliorare, per potenziare quindi la scuola, per dotarla di laboratori esterni, interni, per rendere più accogliente questi spazi. Allo stesso modo sfuggono le esigenze degli anziani. Noi abbiamo fatto un investimento di circa 1.800.000 euro e stiamo avanzando con la progettazione definitiva per rendere sempre migliore l'accoglienza degli anziani nella nostra casa di riposo. Ma sono investimenti importantissimi che tengono conto del benessere degli anziani e del benessere dei bambini, perché sono le due fasce più deboli della popolazione che devono essere maggiormente assistite, e credo che la maturità di una comunità si misuri proprio attraverso gli interventi che vengono destinati al miglioramento delle condizioni di vita delle fasce deboli della popolazione. Faccio un altro esempio: noi abbiamo dei problemi di edilizia abitativa come li hanno un po' tutti i sindaci, per cui abbiamo cercato di coordinare con l'ATTER, che è l'Agenzia del Territorio per l'Edilizia Residenziale, cioè le case popolari per intendersi, la realizzazione di alcuni alloggi per delle famiglie indigenti. Ci sono voluti 8 anni per fare 2 appartamenti.
Ecco, allora questo è sempre per ritornare al tema della difficoltà che ha un sindaco nell'affrontare e risolvere i problemi della propria comunità, delle persone deboli che hanno bisogno di risposte nel migliore modo possibile, nei tempi più brevi possibili, che purtroppo non riusciamo a dare perché dobbiamo confrontarci con degli apparati che sono molto lenti, con dei tecnici, dei funzionari che hanno paura di assumersi delle responsabilità, e questo comporta dilazionare, cioè rinviare le risposte che si devono dare ai cittadini. Dovremmo veramente porci al centro, appunto, porre al centro delle esigenze, no, di una programmazione più efficace le esigenze delle persone che sono le parti più deboli di una comunità. Cosa che purtroppo non viene fatta proprio perché, come dicevo prima, molto spesso, giustamente anche dico, si pone l'attenzione sulle esigenze di modernizzazione, di sviluppo, le nuove strade, sugli impianti sportivi, sugli impianti sciistici ad esempio, che sono la condizione per poter far sopravvivere una realtà che, come ad esempio la nostra, vive di turismo. Però al centro dovrebbe sempre esserci un'attenzione particolare sulle fasce deboli della popolazione, cioè anziani, bambini, disabili, sul tema della sanità, i presidi sanitari che devono essere difesi e salvaguardati ovunque, non soltanto in zone montane come la nostra, che è una zona dove è più difficile vivere che in pianura. Un altro tema molto preoccupante è questa scarsità di lavoro. Questa scarsità di lavoro, perché a parole è facile dirlo, però io ho persone, e parlo dai 40 anni ai 60, sindaco Carraretto, che non riesco a collocare, perché erano magazzinieri, questo grande ex ricco nord-est non c'è più, abbiamo queste persone che non hanno nessun'altra professionalità e nessuno le vuole. Però io penso che se uno ha voglia di lavorare non si deve guardare l'età, si deve guardare la voglia che c'è in questa persona di dare risposte alla propria famiglia con figli che crescono, ecco, con quello che c'è da pagare tutto il giorno in una famiglia. Però mi sembra che non stiamo facendo niente, perché il lavoro c'è, però è un lavoro molto professionale. Io faccio sempre l'esempio di quel cartello sulla strada, cercasi operai, quando sono entrata per dire ecco qua io ho dei nomi, ma cosa sanno fare? No, come sanno fare? Operaio. No, ma operai specializzati. Allora lei toglie il cartello oppure scrive veramente quello che lei vuole, perché è come buttare acqua sul fuoco. Nel senso, spengo quella che è la vera domanda, che è questa persona dai 40 ai 60 che non riesce a collocarsi, e soprattutto questo lavoro poco pagato. Prego sindaco. Beh, allora in parte hai ragione, nel senso che probabilmente non c'è una corretta informazione, però diciamo anche che la professionalità, diciamo, e la sicurezza e le esigenze che anche il datore di lavoro chiede bisogna avere. Allora, nel momento in cui una persona è interessata a un tipo di lavoro dovrebbe velocemente aggiornarsi, fare dei corsi o naturalmente partecipare per quanto riguarda la conoscenza migliore di quello che potrebbe essere, perché anche fare il magazziniere oggi non è come fare il magazziniere di 10-15 anni fa, perché ci sono delle attrezzature naturalmente che vengono usate in modo molto diverso e molto più sicuro. Fermo un attimo sindaco, se no mi cade la linea. Abbiamo Roberta da Postioma, da Postioma, poi ricominciamo. Vai Roberta. Sì, buongiorno Mirella. Buongiorno. Allora, sì, stavo ascoltando adesso la trasmissione vostra, perché ogni tanto riesco a seguirla, dopo devo andare al lavoro. E per quanto riguarda che ogni tanto appunto parlate anche delle fasce deboli, degli anziani, è molto vero quello che tu dici, e cioè che è un argomento poco gettonato, purtroppo non è un argomento che magari attira la gente, i giovani, e soprattutto non attira investimenti, nel senso che si pensa sia
un argomento, un tema anche così poco redditizio. In realtà è tutto diciamo, un investire per il nostro futuro e per i nostri anziani. Io ho fatto il corso, avevo 50 anni, Mirella, 50, e ho fatto il corso OS e convinta di quello che stavo facendo, quindi è un corso, faccio non per dire diciamo di cose banali, ma è un corso che ti forma moltissimo e quando lo prendi seriamente impari non dico proprio una professione, ma impari tante cose che ti servono anche nella vita, perché non è solo faccio assistenza all'anziano così, diciamo meccanicamente, automaticamente. Cresci molto anche, diciamo, spiritualmente, moralmente. E quindi è una professione non solo rivolta ai giovani, se ci sono giovani ancora attirati da fare l'OS come ho fatto io, ma anche da tante persone di una certa età, perché forse a una certa età sei anche più maturo. Grazie Roberta, devo chiudere perché devo correre, perché il tempo è tiranno con la trasmissione. Allora prego Sindaco, finiamo il discorso e commentiamo, poi diamo la parola anche al Sindaco Rigoni. Veloce Sindaco. Io credo che insomma anche sul mondo lavorativo ci sia da discutere, da parlarne e disponibilità ce n'è. Bisogna però crederci, aggiornarci e insistere nei cambiamenti che ci sono in atto, anche sul modello naturalmente della professionalità artigianale e industriale. Io ne so qualcosa perché abbiamo noi a Casier la seconda zona industriale della provincia e dunque vedo che tutto sommato tutti si aggiornano, le ditte devono naturalmente sempre di più avere un'attenzione sulla sicurezza perché vediamo cosa può succedere, dunque nel stesso tempo non si può aspettare seduti nel divano, ma bisogna cercare di adeguarsi ai tempi. Sentiamo il Sindaco Rigoni, prego Sindaco. Mentre parlava la signora mi veniva in mente quando ho cominciato io a fare il sindaco nel 2014, i primi appuntamenti che avevo erano di persone che cercavano lavoro. Ecco, la situazione nostra è molto cambiata nel corso del tempo perché noi abbiamo avuto uno sviluppo turistico molto importante negli 10 anni, per cui anche quelle persone che cercavano lavoro sono state recuperate, usiamo così, dal sistema economico turistico. C'è tanta richiesta di lavoro nel turismo e da noi fortunatamente queste problematiche, queste difficoltà della riassunzione, del reinserimento nel mondo lavorativo sono molto meno sentite rispetto che in pianura, dove peraltro so che cercano molti dipendenti, voglio dire. Quindi c'è sicuramente la difficoltà per chi viene espulso dal mercato del lavoro di essere reintrodotto, ma c'è anche una situazione secondo me di ripresa dell'occupazione, almeno parlo per quanto riguarda le mie zone, dove l'incidenza del turismo sull'occupazione è molto rilevante. Io da molti anni non ricevo più persone che vengono a chiedermi se posso interessarmi per lavori, per poterli aiutare in inserimenti in aziende e cose del genere, che era un'abitudine che avevano delle persone del mio paese, che erano quelle proprio di andare anche storicamente di generazione in generazione a chiedere aiuto al sindaco in questi temi. E c'è una situazione di leggero miglioramento, anche se mi rendo conto che per alcune fasce di età sia difficile il reinserimento lavorativo e di questo bisogna tenere atto. Però è anche vero che dobbiamo anche pagare queste persone, Sindaco. Noi abbiamo gli stipendi più bassi d'Europa, da qua non scappiamo, è inutile che ce la giriamo, e i giovani non sono più i giovani di una volta, i giovani vogliono avere rispetto del lavoro che fanno, che sia un lavoro che per quanto umile può essere, ma è sempre un lavoro e io lo devo pagare. Perché vede Sindaco, io ho sentito tanti imprenditori che chiedevano, ma io do degli stipendi ottimi, quando io però
poi chiamatemi, io non devo ancora ricevere una telefonata. Io so solo di persone che veramente se ne stanno andando dall'Italia, i numeri sono veramente preoccupanti, perché veramente questi stipendi non sono stipendi decorosi che ti permettono anche di crearti un futuro. Ecco, questo, il giovane vuole un futuro. Allora se non lo trovo qua me ne vado da un'altra parte. E perché devo ritornare? Non ritorno perché di là sto meglio. Prego Sindaco, ecco, cosa vuole dire a questo mondo dei giovani che ci stanno sfuggendo e sono giovani che abbiamo fatto studiare, hanno anche un costo alla società, ecco, se ne vanno e poi gli altri se li tengono perché sono anche molto bravi oltretutto, perciò mi dicono non tornare, stai qua, ti do anche di più, ma rimani qua, anzi ti promuovo, quello che non si fa qua. Prego. Allora, io credo innanzitutto che sia un po' una moda, perché non è niente vero che i giovani che vanno all'estero non si fanno la gavetta prima. E quello che percepiscono, se percepiscono in più, non hanno più spese rispetto a noi, perché in qualche modo magari potrebbero qui essere agevolati perché hanno la famiglia o i costi sono inferiori, perché insomma dei ragazzi ne conosco, ne avevamo parlato e dunque insomma proporzionalmente diciamo che non è proprio tutto roseo quello che si dice quando vanno all'estero anche i giovani e che gavetta devono farsi per ottenere magari una tranquillità del posto di lavoro. Cos'è che c'è? C'è probabilmente che qui bisogna, e qui torniamo al discorso che negli anni passati non è stata fatta una politica abbastanza insomma condivisa con i sindacati o con i datori di lavoro per portare un po' alla volta anche e proporzionato agli anni un'incidenza di aumento ai stipendi e magari dare delle agevolazioni per far sì che il ragazzo laureato possa entrare in azienda con delle agevolazioni, ma anche per il ragazzo stesso. Allora bisogna fare una politica diversa, probabilmente adesso si comincia a fare qualcosa di più rispetto al nel passato, perché tutto non si può risolvere nell'arco di 2 anni. Sindaco Rigoni, ecco ormai siamo in chiusura, come ci saluta e cosa vuole dire? Ma io voglio fare un augurio intanto di buon anno a tutti i telespettatori e sperando che questa trasmissione, che è anche molto sentita, sia come dire, una cassa di risonanza per tutte le cose che noi diciamo qui. Tutte le volte che intervengo ci sono sempre degli ospiti che toccano degli argomenti interessanti come quello che ha appena toccato lei, cioè il fatto che in Italia purtroppo gli stipendi non aumentano in relazione all'aumento del costo della vita. Questo è un gravissimo problema, è un problema sociale che non permette ai giovani di distaccarsi molto spesso dalle famiglie, che li obbliga a vivere in casa e a non fare figli, perché c'è anche questo tema, perché un figlio oggi come oggi costa moltissimo e purtroppo in Italia rispetto agli altri paesi europei siamo sostanzialmente arretrati per quanto riguarda la riconoscenza e il riconoscimento di quelle che sono le professionalità, l'impiego, l'impegno degli operai, dei lavoratori nell'ambito delle aziende in cui vengono assunti. E questo è un problema reale che dovrebbe essere affrontato tenuto conto anche di quello che è l'enorme costo di lavoro che l'impresa deve sostenere, perché sappiamo benissimo che uno stipendio di una persona è pari quasi alla metà rispetto al costo complessivo che l'azienda deve sostenere per assumere quella persona. Abbiamo quindi Antonio da Padova, vediamo se riusciamo a mandare l'ultima telefonata. Vai Antonio, veloce! Sì, pronto, buongiorno Mirella e buongiorno anche gli ospiti. Io mi ricordo sempre, tempo fa, che il signor Poletti, che era ministro dello sviluppo economico, che gli avevano chiesto ma come mai signor Poletti, che abbiamo tutti i giovani, se ne vanno via 100.000 giovani all'anno, laureati, diplomati, e li conosco, disse Poletti, questi qua, è meglio che si tolgono dalle scatole questi giovani che vanno via. Questo discorso di Poletti, quindi io dico una cosa, noi parliamo, ma si potrebbe fare diversamente cose per mandare a casa questi cialtroni che dei giovani non gliene frega niente di quei giovani qua. Praticamente lo so,
in Italia è fatta così, i giovani sono una palla al piede, come disse il signor Poletti tempo fa, ministro dello sviluppo economico. Grazie Buongiorno, Antonio, grazie. devo chiudere, se no non ce la faccio, deve salutare il sindaco anche Renzo Cararetto, sindaco di Casier. Come ci saluta, sindaco? Allora, io saluto augurando un buon anno a tutti, dicendo che credo tutte le amministrazioni di tutti i comuni impiegano una buona parte di risorse del bilancio al sociale e dunque credo che in primis noi non abbandoniamo di certo chi ha problemi o chi è più anziano e dunque credo che l'appoggio alle amministrazioni comunali, che tante volte le amministrazioni, i sindaci sono insomma proiettati per capire, come dicevo prima, veramente il tessuto del territorio, porti a queste persone che sono insomma quelle che dovrebbero dare istruzioni del futuro insomma sempre di più reali ai bisogni che abbiamo, di avere fiducia, perché però, probabilmente insomma qualcosa vediamo che sta cambiando. Sindaco Cararetto, se la vostra coperta diventa sempre più colpa e più corta e come dicono i sindaci che ospiti non siete ascoltati minimamente da livello governativo, capisce bene che voi risposte non le potete andare, perché come dice il sindaco Rigoni, si è aspettato 8 anni per avere una risposta, oppure quel direttore sanitario che cerca un ricercatore, ci vogliono 7 anni per averlo in Italia, capisce bene che qualcuno si deve svegliare, tanto è vero che noi ci chiamiamo Sveglia Veneti, ma vale anche per chi deve decidere. L'abbiamo sempre detto che la palla al piede dell'Italia è la burocrazia. E quanti anni è che lo diciamo? Ci accorgiamo adesso? No, ma probabilmente è il momento giusto per far capire, e anche i soldi di contributi che ci arrivano, che tante volte ci arrivano per determinate esigenze e determinati lavori, non è che possiamo impiegarli dove vogliamo, ma probabilmente capiscono che con questo metodo non si va da nessuna parte, dunque sempre di più insistiamo, anche naturalmente grazie ai nostri rappresentanti ANCI, dove che naturalmente saluto tutti, ringrazio e abbiate fiducia perché bisogna risolvere i problemi. Grazie Renzo Cararetto, sindaco di Casier Treviso, grazie a Roberto Rigoni, sindaco di Asiago, grazie a voi, la posta di Mirella.